Prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Buona domenica a tutti, anche se piove. Sì, vabbè, dai. E poi forse piove solo qua, magari. No, non piove solo qua. No, piove anche su tutta l'autostrada che ho fatto. Bene, Trieste e Udine. Trieste Poi piove. vuoi dare altre indicazioni? Questa è la signorina del meteo. La signorina del meteo. Ciao, buon pomeriggio. Sono più vestite le signorine del meteo, però, eh? Ma insomma, io almeno Sì, sono no? vestita sotto. Dopo ti chiediamo da che posto arrivano quei pantaloni, se Vabbè, sei dal mio andata armadio. venerdì o sabato a prenderli a Pordenone. visto Benvenuto che- GP Giovanni Buon pomeriggio. Pecorig, il vostro conduttore preferito. Assolutamente no, ma Il comunque mio sono no. qua, beh lo so. Buon pomeriggio a tutti. Buongiorno Pamela. Ciao, Buongiorno, adesso Pam- sono da sola perché Omar mi ha abbandonato come al Ecco. solito. Sotto Però- la pioggia gli sta bene. Però sotto di te hai qualcuno che ti controlla e sono felice di questo. Vuoi No, io non presentarlo? molto. Vuoi presentarlo tu? Dai. Bon, Vanessa Morris è mio padre. Dai! Incredibile, Acquisito, No, non è giusto perché abbiamo avuto il nonno e allora è arrivato Morris e ha detto adesso ci stai Sì. anche tu con E noi. aspettiamo la Ok, nonna. bene. Aspettiamo Poi la aspettiamo la bis nonna bis. bis, poi Ecco. chi? Manca Poi, mio poi ci racconta il fratello. menù di domenica scorsa, Pamela. Ok. Ma io mi ricordo un risotto ai carciofi, Sì. Sì. un carpaccio di qualcosa. Un pranzo che mi è cominciato rimasto. alle 13 e finito alle 17? Boh, è finita alle 4 veramente. allora. Ma comunque Che si siamo rispettino. stati lì. Ma perché se andiamo lenti? Poi siamo in Andate tanti, lenti. Siete in tanti, andate Dovete lenti. assaggiare da Eh sì, ciascuno. E Ci soprattutto vuole tra il una suo tempo. portata e l'altra ci sono diversi Morris bicchieri di vino? No. Effettivamente sì. Ecco, Effettivamente no, sì. abbiamo assaggiato 5 tipi di vini Sì. Diversi, effettivamente. benissimo. Beh, bianchi, rossi. Molto bello. Vediamo gli Bianchi. altri ospiti mentre alcuni stanno ancora arrivando, Sì, ovviamente. presento Stefano Gatti, consigliere comunale a Campoformido e responsabile amministrativo della Polimedica di Pradamano. Bentornato. Grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Buon Stefano. pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Dopo poi ti abbiamo- chiederemo se avete appunto messo una nuova specialità per la nostra sala dentro la Ancora. Polimedica. Ha già, Vabbè, assolutamente, allora, ha sì, già sì. detto che non Nel c'è frattempo speranza. segna il Genoa, mi sembra, vediamo. Ai, No, sì, te la sa- traversa no. del Genoa. Ricordiamo che si sta giocando Parma-Genoa, il risultato è sull'1-1 al 31esimo del primo tempo. Secondo tempo, vedi che Secondo c'ho due? tempo. Sì, no, non avevo visto, avevo detto così. Poi abbiamo due ospiti musicali. Esatto. Anche questo pomeriggio Andrea Cia, compositore, musicista e cantante, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. E accanto a lui Loris Brighi, cantante. Buongiorno. Bene, Buongiorno. poi Benvenuto. vedremo video e quant'altro di questi due amici. Spero Parleremo che vi piaccia il calcio. Sì, ma vi vedo assolutamente, attenti. sì, sì. Posso- No, ma infatti Sì. ci eravamo persi con... Bene. E poi c'è Allora, qualcuno tutto anche in regia, oltre che Vittorio alle Abbiamo camere. Vittorio dietro la telecamera, Gemma col microfono già in mano A lei pronta piace a il dirci mi- delle a lei cose piace e il naturalmente microfono. Enrico. A chi? A me o a Gemma? A A tutte tutte e e due. due. Ce lo dobbiamo litigare questo microfono, Gemma. Messi bene oggi. Solo che a te piace il microfono a stilo, a spillo. No, no. Quello lì si chiama spillo. Invece a lei sbagliando. piace proprio il gelato. Ecco, benissimo. Ecco, benissimo. Andiamo avanti, va là. Buongiorno alla regia. Buongiorno. Buon Buon pomeriggio. pomeriggio, Buon ciao pomeriggio anche agli Enrico. amici a Pordenone. Tra Bravo, parentesi, bravo, ciao a bravo. tutti. Non so chi sia in regia a Pordenone. comunque- Florian, salutiamo Florian. Ciao. Sempre lui. Ciao Florian, Big Io non lo Babu, conosco. ciao. Big Babu. Oggi lo oggi sai. sono messi bene. Togliete quel vino che evidentemente... Ma pensavo togliete Ah, no. il microfono. Abbiamo 6 bottiglie di vino, poi racconteremo perché. La storia delle bottiglie. Sì, perché quest'oggi comincia un gioco nuovo, grazie ai sempre Agli ai nostri amici del Pascià. I nostri amici del Gli Pascià. amici e le amiche. Soprattutto le amiche, ecco. Saluto Cinzia. Ciao Cinzia, Ciao, ma io Cinzia. saluto anche Viorica, saluto Non mi Giulietta. ricordo tutti i nomi. Vabbè, oh. È finita, Va Giulia. bene, Io dai. ho un ospite al telefono. Abbiamo il telefono? E come sempre per primo, Sì. il primo di tutti è Emilio Ripari. Bene. Emilio Ripari, buon pomeriggio da Trieste. Com'è lì con l'acqua? Ah, guarda, mi sta GP, buon pomeriggio a tutti, Buon innanzitutto a te, a tutti gli ospiti, chiaramente a Sara. Direi che te la cavi meglio te, che sentivo che salutavi una schiera di donzelle, qui beh. piove, insomma il pomeriggio è un po' malinconico dal punto di vista del Sì, clima. io ho lasciato una Trieste un po' piovosa. Sì, Invece- assolutamente. Invece Infatti il Emilio tempo qua a vedremo Udine splende il che sole, influirà. sai. Immagino. È un po' Nel come il nostro Salento, la studio terra del splende sole, sempre del mare e il del sole. vento, insomma. Vabbè. Allora Emilio, raccontaci un po', dunque durante la settimana sono successe cose clamorose, nel senso non clamorose nel senso che hanno fatto clamore, però voglio dire, si è insediata la nuova proprietà nella società, almeno da quello che ho potuto capire,
E diciamo come il clima è cambiato in positivo, c'è molta più voglia di fare, oggi poi c'è questo mezzo corona che insomma sarebbe un peccato che la Triestina non facesse il punteggio pieno, vero? Ma dal punto di vista strettamente tecnico, diciamo che questo può essere definito, usando un termine tennistico, pallavolistico, una sorta di match point in chiave salvezza, nel senso che mezzo corona delle squadre nell'ultima parte della classifica insieme alla San Vitese, visto che il Tamai ieri è crollato in casa col Pordenone come tutti sapete, mi sembra una delle squadre più in forma in assoluto del momento, tant'è che dopo il mercato invernale con il Marano di Dalle Rive che aveva saccheggiato tra le altre anche il mezzo corona, sembrava una squadra destinata mestamente a scendere di categoria, invece nell'ultimo mese ha inanellato una bella serie di risultati utili e adesso è lì a tiro insomma per salvarsi. La San Vitese è a 29 col Tamai, il mezzo corona è a 27, per cui si è rimessa clamorosamente in carreggiata la squadra di Bodo. La Triestina deve far fronte alla squalifica di Luca Piscopo, che è insomma difensore di spessore per la categoria, un'assenza importante, verrà rimpiazzato nel ruolo dall'ex Primavera dell'Udinese e anche della Triestina, insomma Pratolino. Però chiaramente l'obiettivo, poi vedremo anche come sarà il campo, che vista la giornata non sarà proprio il massimo della vita, ma a prescindere da tutte queste variabili e queste dinamiche e difficoltà, l'imperativo categorico è centrare la vittoria, insomma si andrebbe ad allungare in maniera probabilmente decisiva rispetto alle dirette concorrenti per la lotta ai play-out, e si andrebbe quindi a 7 punti, 8 punti di vantaggio, insomma con poche partite da giocare. Diciamo che a quel punto lì si potrebbe poi assistere a una Triestina inconsapevole giudice della battaglia tra Marano e Pordenone, dal momento che nelle prossime 3 settimane le 2 trasferte successive saranno la prima appunto a Marano, sabato in anticipo, e tra 3 settimane al Bottecchia contro i neroverdi. Per cui insomma è un periodo abbastanza pregno dal punto di vista della dirigenza. Sicuramente la piazza sta iniziando pian pianino a conoscere quelli che sono i volti nuovi della società alabardata. A livello operativo ora come ora è successo ancora abbastanza poco, anche perché effettivamente in settimana è arrivato il fatidico bonifico che tutti aspettavano, insomma, per cui adesso si inizia pian pianino a pianare un po' quella che è la situazione economica sotto tutti i punti di vista, e poi si passerà alla progettualità per la prossima stagione, che comunque è già in cantiere, per cui già questa situazione nei tifosi ha riscosso un discreto consenso, nel senso che è 2 estati che la Triestina le vive tra luglio e agosto più con parole sui ripescaggi, su eventuali campionati da disputare, e invece quest'estate finalmente si potrebbe parlare soltanto di calcio giocato, di mercato, di movimenti, di allestimento di una squadra competitiva in vista della prossima stagione, per cui sicuramente questo è un buon punto di partenza. Bene, dunque per quanto riguarda invece la partita di questo pomeriggio, se hai già, ma penso di sì, ci puoi dare le formazioni, così dopo ti lasciamo ai tuoi compiti vari, visto che quando hai giocato in casa... Sì, esatto. Noi abbiamo la sede al terzo piano dell'Ostalgico, guarda che le ho appena prese adesso dalla fotocopiatrice, sono calde come il pane appena sfornato, e ve le annuncerò scendendo le scale per andare poi a distribuirle al pubblico. Attenzione Emilio, allora, non sulle scale come me. No, ma anche perché so che c'è l'ascensore. Vado piano. No, ma che ascensore, sono giovane, poi le scale in discesa, vanno insomma, almeno in discesa le posso fare. Se non si cade. No, allora, la Triestina con... vediamo un po', ascoltiamo. ecco, del Mestre tra i pali, fin qui ci siamo. Ferrara e Fangu sono i terzini, Pimazzoni e Pratolino appunto la coppia centrale, a centrocampo Stentardo, vertice basso, con Nakim Yusufa e Federico Zetto ai suoi lati, là davanti tridente confermatissimo con Bussi da una parte e Sessero dall'altra, e il capitano Denis Godeas, riferimento offensivo centrale. Il mezzocorona che deve far fronte a 3 squalificati, per cui anche la squadra di Bodo non è che arrivi qua a Trieste con la panchina lunga. Era Davide Zomer, classe 77, capitano, ex Hellas Verona su Tirol, insomma portiere di grandissima esperienza e di grandissimo curriculum. Poi abbiamo Kikai, Irfrati, Burato, fratello del Burato della nostra squadra. Poi abbiamo Brugger, Bertoldi, Bentivoglio, Lorenzi, Maier, Babuin e Clementi. Se avete bisogno delle panchine, posso darvi le panchine, se no vi do la terna arbitrale, insomma, dai. Sì, dai, sarà Moretti di arrivano. Foligno, l'arbitro di questa sfida. Gli assistenti sono Corcillo di Belluno e Marangon di San Donà di Piave. Beh dai, Foligno non è lontanissima a Trieste, Foligno, sono sti 500-600 km, dai. Sì, infatti mi suona un po' strano che l'assistente sia di Belluno uno, di San Donà l'altro e l'arbitro perugino, insomma, vabbè. Però
dai. penso che a livello dialettico non ci saranno Si è grossi fatto la problemi, gita. dai, insomma. Va bene, grazie Emilio, ci sentiamo naturalmente durante la tua telecronaca. Sì, ma ci telefonatemi però, perché nelle ultime settimane non mi chiamate mai. Ti trascuriamo, è Perché, vero. perché è vero. abbiamo un sacco di cose che cambiano. Se tu hai notato in queste ultime settimane, lo so. succede di tutto in Serie D. Proprio È il bello della diretta, come si suol dire. esatto, esatto. Grazie ancora Emilio Ripari. Grazie a voi, grazie mille a voi. Ricordiamo appunto la Triestina che gioca in casa Com'è messa? Com'è col messa Mezzo questa Corona. Triestina? Ma speriamo bene, sai che io ho un cuore che insomma batte molto dalla parte di Trieste, anche se in realtà è udinese. Prego Gemma. Il nostro cuore invece credo oggi sia un po' diviso perché oggi sì. siamo legati sia al Falcone sia Che al a Sacilese, Sacilese. esatto, oggi. Allora, siccome Roby penso sia al chiosco a controllare che tutto vada bene, sentiamo prima il nostro Pier della Perfetto. Va Sacilese bene. che è in linea. E allora con Pier Antonio Stella dal Comunale di Monfalcone, questa sfida che visto che ieri il Belluno ha diciamo, Pareggiato. battuto il passo col Marano, anche se appunto ha fatto un gran piacere al Pordenone, Sì. e quindi il Belluno si ferma a 49 punti. Quest'oggi Pier Antonio, quest'oggi la Sacilese, vincendo anche una partita non facile, prenderebbe il volo, diciamo, visto che mancano solo, dopo questa mancano 6 turni. Sì, ho un'occasione da cercare di sfruttare appieno. Innanzitutto buongiorno a te, buongiorno Ciao, caro. a tutti i tuoi Ciao, ospiti, buongiorno. ovviamente. Ciao Sara. Innanzitutto, come dicevi, insomma, un'occasione da sfruttare appieno, sia per motivi di classifica e anche per quanto insomma conti solamente per la gloria, però ecco, quello di centrare questo record della 6ª vittoria consecutiva in trasferta comunque sta a cuore a mister Zironelli, visto che sarebbe un record poi che nessun'altra formazione può eguagliare, visto che ormai mancano 7 giornate alla fine del campionato. E vado velocemente un attimo dall'altra parte, insomma, comunque come già dicevi, sicuramente un avversario assolutamente non facile, che oggi non può permettersi di regalare assolutamente nulla, visto la situazione di classifica in cui si trova. Vado velocemente in chiave formazione dicendo, insomma, una Sacilese non al 100%, in quanto mancherà Boscolo Papo squalificato, mancherà Grazzolo infortunato, Fraccaro non al meglio, si siede inizialmente in panchina, Zironelli si affida anche quest'oggi molto ai giovani, 27 nell'11 titolare. Vado velocemente a leggervi la formazione: Bazzichetto, Peressini, Beccia, Favrette, Manucci, Baggio, Craviari, Grion, Spagnoli, Alves De Lira. Ecco, questo mi fermo un attimo appunto per il suo debutto, questo ragazzo del 95, portoghese, con passaporto portoghese ma nato in Brasile, e Paladin. Dall'altra parte l'Unione Fincantieri Monfalcone, che risponde con Contento, Martincic, Dallan, Princivalli, Kussig, Strussiat, Nardella, Raffa, Bardini, Lestani e Dimitrio. Niente, io direi a questo punto, speriamo, insomma, le condizioni di meteo sono buone, perché qui non piove, anzi è spuntato anche un timido sole, addirittura, per cui insomma dovrebbero esserci il Mandatecene campo. un po'. No, se no Pier Antonio, spostiamo gli studi a Monfalcone, veniamo lì a fare la trasmissione, perché qua piove a secchi. Infatti anche noi quando siamo partiti pioveva molto, invece qua abbiamo trovato un clima diverso. Il campo è sicuramente appesantito, perché si vede adesso dalle fasi di allenamento dei giocatori che insomma la palla non rimbalza in maniera del tutto naturale, però sta comunque reggendo bene. E nient'altro, adesso se non avete altre curiosità... Una curiosità, mi sembra che questa sera siete ospiti a Teleporderone, è vero? Sì, questa sera... Ecco. Allora dillo, no, Pier Antonio? Ci diamo il cambio? Sì, questa Fuori noi, sera dentro sì. voi? Esattamente, questa sera non solamente a voce, comunque insomma un servizio graditissimo che noi facciamo, ma anche a video. Potrete vedere me, ma non tanto me, ma quanto invece il presidente, il direttore sportivo e poi una quarantina di ragazzi del settore giovanile, che è il vanto di questa società. Benissimo, grazie a Pier Antonio Stella. Noi naturalmente ci sentiamo con te e anche con l'altro nostro inviato di Monfalcone, Roberto Visentin, per gli aggiornamenti durante il corso appunto di questo Fincantieri Monfalcone. Ricordiamo Sacilese, una partita importantissima sia per la Sacilese
che per il Fincantieri Monfalcone. Ho capito bene, ci sono 40 delle giovanili qui stasera? Non qua a Pordenone, a negli studi di Pordenone. Pordenone. Gemma, 40 ragazzi delle giovanili a Pordenone. Sì, ma sono ragazzi. Cioè, ragazzini? Sì. Poi bisogna vedere se... sai che invece i qua giovani Giovanni piacciono. all'orecchio mi ha detto che vuole iniziare la carriera calcistica. Esatto, sì. C'è ancora tempo. No, vabbè. Invece io un gossip, Principalli ha fatto le medie con me. Benissimo. Cioè non nella stessa sezione, però eravamo nella stessa scuola. Sì, Gemma. No, scusa, non ho sentito che cosa stavi dicendo perché stavo parlando con Alberto Commisso che poverino. Di cosa? Pensavo che dal mal di gola oggi stesse meglio, invece le ha tutte. Mi ha Ma fatto perché ha mal di gola? No, non ha solo mal di gola, di più. Proprio stavo ascoltando bronchite, sinusite, la febbre, cioè di tutto. Gli manca solo la donna oggi. Poi ce le Secondo ha me è tutte. perché è promiscuo, diglielo. Non lo so, sentiamo cosa dice lui. E allora, con Alberto Commisso ascoltiamo il suo certificato medico di quest'oggi, 23 marzo 2014. Guarda che non è uno scherzo, Alberto. Oh ragazzi, c'è poco da certificare qua. Alberto, sai che essere promiscui si prende la mononucleosi? Ma quella tra l'altro L'hai l'ho già già fatta. avuta qualche anno fa, quindi, lo so. quindi spero di essere diventato immune a quella. Avevi a quella 12 anni mi sembra, no? No, E lei 15 guarda, però. Alberto. mi è venuto 4 anni fa la mononucleosi. Vabbè, Quindi vabbè. Appunto, molto, avevi 12 avevo anni. 12 anni. Comunque, tra l'altro, oggi sono qui a San Vito, no? Nella mia San Vito, lo ricordo sempre perché guarda ci tengo a queste cose qua. Il problema c'è un bellissimo campo disastrato, appena smesso di piovere. Tra l'altro i giornalisti sono seduti in una bellissima zona in cui arrivano spifferi, arrivano le gocce della pioggia, capito, i rimasugli. Bene. Tra l'altro la panca in legno è rigorosamente bagnata, quindi io prima della partita ho già il sedere completamente inzuppato. Certo. Quindi non manca più nulla. Mi Vabbè, sembra. ti daremo una malattia professionale, Alberto. Faremo così. Però tra l'altro Sara, io devo dirti una cosa, nonostante la malattia Dimmi. e tutto, mi Sì. sto adoperando per trovare adepti al tuo fan club, no? Beh, non Sì. sarà così difficile, no? Scusa. No, intanto sarà sta fatica. Ascolta proprio. Alberto, durante la settimana, visto che questo collegamento è inerente a questa partita, ovvero Sanvitese Dro, Sì. infatti ne abbiamo parlato lungamente fino adesso, continuiamo, ha lanciato un appello quasi disperato Sara, ma allora mi aprite la pagina del fan club. Ma- Non l'ha risposto nessuno. Non è e vero. questo è stato bellissimo. Bugiardo. Sbugiardalo, Commisso. Ero stato io uno dei primi promotori di questa iniziativa. Sì, Ero ma- partito per dire, ho sentito che mi farò sicuramente portatore di questa iniziativa, insomma, no? insomma. E quindi speriamo tranquillamente di riuscire a... Facciamo un po' di portarlo beneficenza alla Sara. Ma no? tanta roba ci deve essere qua, altro che unice. Sì, ma io- Vabbè, voglio vedere- parliamo del Dro. Parliamo della Sanvitese del Dro. Un pochino almeno. Sai che Fare io un po' di tifo calcio Dro. ogni tanto. Sì, ogni tanto Faremo- bisogna anche parlarne se vuoi. Parlacene. O se no, raccontaci cosa hai fatto ieri sera. Non Ma so. Giovanni, cosa ho fatto ieri sera? Ero a casa. Stava male, col Stavo tachifone. Era a casa. Stavo male, non Eh. ho più il giovincello di una volta. Infatti. È venuta Anche l'infermierina a sì, farti i massaggi Sì. quelli col Vicks Vaporube, là, quella roba là. Guarda, Roba ho sperato fino alla schifosa. fine che venisse Pamela Bonetti, no? Ecco. Ma alla fine non mi Invece. ha assolutamente, guarda, badato di una virgola. Ma non è venuta perché pioveva, con lo scooter non poteva bagnarsi. Pensa da casa sua a San Vito. Vabbè, e tanta strada. ma io potevo fare un pensierino, la potevo andare tranquillamente a prendere a casa. Ma sei a casa malato? Non ho capito. Ma cioè- non Potevi ti muoverti dico, se eri a casa malato, no? Un pensierino lo posso anche fare, tranquillo, poi la riporto a casa, faccio un po' da taxista, dai. Non so se i miei sarebbero molto d'accordo, ma comunque dai. Vabbè, dai, una volta ogni tanto, tra la regola, potresti anche farlo. Secondo me ha paura di prendersi la mononucleosi. No, secondo Ma me- infatti, Ancora. guarda che non ho ancora avuto la mononucleosi, L'hai avuta? No, ancora. No. Mi state scambiando per un appestato che non lo so. No, quindi, guarda. un appestato no, ma un maniaco sessuale sì. Anni. C'è un po' di ormoni. È vero, è primavera adesso. C'è il famoso testo che sta esplodendo, no? Testo. Il testosterone. Avevo capito. Grazie. Allora, ragazzi, parliamo di Alberto, calcio, se no? parlaci di calcio. Velocemente parliamo di Sanvitese Dro, una partita importantissima per la Sanvitese, per il Dro un po' meno visto la situazione in classifica del Dro, che non è certo una cosa eccezionale, anche se vincendo il Dro potrebbe andare a prendere il Monfalcone a 24 punti se il Monfalcone perdesse. La Sanvitese invece vincendo in casa diciamo andrebbe a 32 punti e quindi diciamo
uscirebbe quasi definitivamente dalla zona per il momento dei play-out. Hai perfettamente ragione, guarda, condivido questa tua analisi, Giovanni, perché guarda, a mio avviso quella di oggi è probabilmente a considerarsi la partita della ultima spiaggia, anche se viste le condizioni in mezzo vengono i brividi al solo pensiero di pensare appunto alle spiagge. Lui almeno Peltrò che è penultimo in classifica e quindi anche in fine ad una retrocessione. Oggi ai ragazzi appunto di Bandera serve la vittoria, sperando poi anche nel passo falso del Monfalcone per salire almeno sul treno dei play-out. Antenne alzate anche in casa della San Vitesse, i biancorossi e Muzzini infatti sono obbligati a fare punti per due motivi. I play-out fanno molta paura e come hai detto tu appunto sono molto vicini, però soprattutto all'andata la partita appunto terminò 1-0 pro a favore appunto del Pro, quindi c'è una sorta di rivincita che naturalmente la San Vitesse vuole portare a casa, vuole attualmente, quindi che vada in porto. Poi metti appunto il campo che non è appunto in buone condizioni e metti anche la lunga assenza di giocatori non disponibili, la San Vitesse non avrà appunto vita facile quest'oggi. All'appello mancano Taro, De Cecco, Pecci, Turri e Sozza. Attaccato invece Bomber della Bianca, al quale comunque Muzzini ha deciso di aggrapparsi lo stesso per ritrovare appunto la vittoria. Le formazioni ci sono arrivate, quindi le leggo, la San Vitesse scenderà in campo con Persson. Prego? No, dico, le aspettiamo con ansia le formazioni. No, c'è Giovanni che mi prende in giro, dice che annuisco, ma in realtà sto pensando ai fatti miei. Non è così. Hai ragione. Che invece è vero. Allora un attimo, riassumici il pensiero di Alberto. No, vabbè, Alberto le formazioni. Allora, la formazione della San Vitesse: Peresson, Zorzetto, Giuliani, Amadio, Giacomini, Serafin, Soggia, De Cecco, Della Bianca, Giglio e Zanette. A disposizione di Muzzini ci sono De Zordo, Petris, Cucciardi, Innocente, Fuscello, Dedei e Scodeller. Risponde invece il Dro, che assente due assenze importantissime che sono Santoru e Gennara. Risponde comunque con Bordignon, Calcari, Baceda, Rama, Ischia, Scudiero, Ruaben, Colpo, Poli, Tisi e Cicuttini. A disposizione appunto di Mister Bandera ci sono Angeli, Chesani, Oshua, Finotti, Marchine, Adiarovski e La Torre. Tutta del nord Italia appunto questa volta è la terna arbitrale con il primo arbitro che è Junes di Torino, gli assistenti invece sono Carimati di Lodi e Principe di Milano. La partita appunto comincerà fra una decina di minuti circa, quindi per i primi collegamenti poi ci sentiremo appena delle novità, sperando nella gola e che non mi faccia brutti scherzi, dai. Va bene. Metti la sciarpina. Sì. No, lì è un fighetto, la pashmina. Va bene, grazie Alberto, ci sentiamo. Ragazzi, dopo. Vai di pashmina, ciao Alberto. Vai di pashmina e di Takiflu. E allora, abbiamo quest'oggi non uno, ma ben due giochi. Due giochi. Prima di andare in pubblicità, facciamo il primo, quello classico? Quello classico, il gioco più difficile il che 3 c'è. su 3? Esatto. Ma oggi non è veramente un 3 su 3 però. Oggi è 1 su 3 perché... Oggi è 1 su 3 perché due anticipi si sono già giocati. Esatto. La precisione, Tamai Pordenone finita ieri 0-3 e Belluno Marano 1-1. Quindi resta da indovinare Udinese Sassuolo. Benissimo, naturalmente lo potete fare tramite WhatsApp o SMS al numero 348 294 7672 o sulla pagina Facebook. Esatto, ma c'è da dire che ci sono 3 giocatori in corsa che hanno già azzeccato su Facebook questi due risultati. Sono Manuela Gamboz, Sergio Claudio Bon e Riccardo Bruno. Complimenti a voi naturalmente, perché azzeccare 2 partite su 3 il risultato preciso non è facile. Ma che cosa oggi andrebbe comodissimo, perché io ho fatto la lavatrice ieri sera, anch'io, è tutto umido a casa. Stessa cosa, eccola lì, si una dice. splendida asciugatrice dell'Electrolux modello Solarex, grazie al nostro sponsor In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi tutto. marche, ho scritto tutto, Vabbè, presente a Pradamano vicino al Bennett e a Rovere d'Impiano, dietro a Bartolini. Allora, abbiamo lo spottino? In regia? Sì, lo spottino. Lo spottino. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marche. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini.
3 su 3 si gioca fino alle? Fino alle... Dunque, aspetta che penso... 15:30. Facciamo 15:45. 15:45 perché siamo buoni, in pratica resta solo di indovinare Diciamo Udinese Sassuolo. Fino alla fine, anzi facciamo fino alle 16 perché fino alle 16. L'inizio del secondo tempo di Udinese Sassuolo. Benone. Io volevo solo dire che questa è la 28ª puntata sì, e io tu non ti ricordi ancora niente di Ma non è che non mi ricordo, è che ho la copertina di Linus. La copertina di Linus. E invece quest'oggi c'è un nuovo gioco, un gioco molto più 2 su 2, semplice. no, 1x2. 1x2. Mamma mia, si vede, questa va solo al bar, l'1x2 perché ha visto le bottiglie di vino, robe da matti. Vabbè, 1x2. Eccolo qua, grazie agli amici. Insomma, bisogna fare la schedina. fa 2. Benissimo. Allora invece è 1x2, quindi indovina il segno giusto, ovvero sia come le vecchie schedine del Totocalcio. Sì. Diteci appunto con un segno secco, non valgono le doppie, Udinese Sassuolo e l'amata Sampdoria col Verona. Cosa vuol dire non valgono le doppie? Non ho mica capito. Non si può dire, nelle schedine si può mettere anche la tripla, 1x2, invece lì bisogna andare secchi, Udinese Sassuolo o 1 o x o 2, Sampdoria Verona o 1 o x o 2. Potete scriverci un messaggino SMS, potete scrivere su WhatsApp, sempre il solito numero 348 29 47 672 fino alle 16 e in palio. E in palio, visto che tu parlavi di 1x2, ci sono 6 bottiglie di vino dell'etichetta Pascià, che le vedete lì e le vedete anche qua in studio con noi. 3 di rosso e 3 di bianco, mi pare di capire. 3 di nero e 3 di bianco, perché qua siamo bianco-neri, e quindi 3 di nero e 3 di bianco. 3 di Montepulciano, leggo qui. 3 di Montepulciano e 3 di Chardonnay. Io preferisco lo Chardonnay, ecco, ci sono anche le altre 3. Se giochi e vinci ti porti a casa 3 più 3, 6. Bene. Ecco, anche questo gioco va avanti fino alle 16, esattamente come l'altro. Non fate confusione, però potete giocare contemporaneamente a tutti e due, perché forse indovinare, parlavo proprio con Gemma venendo su da Pordenone, con Vittorio, indovinare il risultato di Udinese Sassuolo è un bel problema, perché secondo però me è una partita sola. Sì, ma va a finire con tanti gol. Invece indovinare 1 o x o 2 è più semplice, ma c'è Verona-Sampdoria, cioè Sampdoria-Verona. Sampdoria-Verona. Ecco, che io metterei sinceramente 2, però voglio dire, non porto... Tu vai punti sul Verona? Tu cosa metteresti di Sampdoria-Verona, Andrea? Forse 1. Tu 1, Stefano? Bella domanda. Bella domanda. 2, Morris? 2. 1 perché Mihajlovic è arrabbiatissimo. È arrabbiatissimo. E quando Mihajlovic è arrabbiatissimo... Scende in campo. Scende in campo e si sfoga. Sono problemi nello spogliatoio, più che altro. No, perché se scendesse in campo... Secondo me se scende in campo Mihajlovic fa ancora la sua sporca figura. Credo, se non altro sulle punizioni o comunque come centrale di difesa. Ringraziamo gli amici del Pascià Group, sono ben 12 locali e quindi dovunque voi siate sparpagliati. Un Pascià c'è. E allora c'è lo spottino anche del Pascià. Eccolo lì. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. Ringraziamo naturalmente gli amici del Pascià, più che altro le amiche. Perché sì, Silvano è un amicissimo, però io preferisco la Giulietta, la Viorica. Vado avanti? La Cinzia. La Cinzia. Poi le altre me le sono dimenticate perché sono troppo. C'era una Valentina, una Laura. Sì, c'era la Valentina, la Laura, la Chiara che è bellissima. La Chiara l'ha trovata a Casarsa a quest'ora qua proprio. Sono andata a Casarsa al Pascià. Vuoi dare anche il numero? No, alle 16, comincia alle 16 il turno della Chiara. Sono andata al Pascià di Casarsa che è proprio sul semaforo della Pontebana. C'è la Chiara, una bellissima ragazza bionda con i capelli lunghi. Vabbè, le abbiamo fatto uno spot. Sì, a parte lo spot, facciamo gli spot veri. Perché facciamo la barra? C'è la prima barra, brutto termine, ma è termine tecnico per dire che c'è la pubblicità. Come al solito ci sono 4 minuti di pausa e poi torniamo con l'altra domenica. Lo sport Triveneto in poltrona di... Forse parleremo anche di calcio, ma non è detto, adesso decidiamo se parliamo anche di calcio questo pomeriggio o meno. Vediamo cosa succede. L'autoscuola Cordonese ha 2 obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale.
Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis! La nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inoutled e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza. A casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. Inoutled, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Inoutled, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina. Tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori. E le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria. In Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Pordenone, Ponte Meduna, aperto 24 ore. Una pausa, uno snack, l'aperitivo, una grande sala slot con i giochi all'avanguardia e tutti i servizi. Pascià Azzano Decimo, in piazza, uno splendido Pascià per vivere momenti di allegria. Le serate sempre movimentate, una sala slot ed una grande sala freccette. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. L'altra domenica allo Sport Trivento in poltrona, siamo di nuovo qui. Bene, io a ho visto... parlare di calcio Sì, adesso è un attimino, adesso ci impegniamo. Un istante, nel frattempo rientra anche il mio maestro preferito, ovvero sia Andrea Cia, che poi ci parlerà Andrea, anche lui è anche presidente di un contest particolarmente importante dal mio punto di vista, non solamente perché lo seguo io, ma lo segue anche oramai tutto il nostro gruppo Telepordenone e Energy Television.
e lui è il presidente di questa terza edizione che ogni anno cresce di volta in volta, ma abbiamo solamente 2 ore e mezza per parlarne, quindi penso che abbiamo un po' di tempo. Dovremmo farcela. Cerchiamo di parlare anche di calcio, no? Allora, partendo dalla Serie D, che voi sapete che noi seguiamo con maggior rilievo, insieme all'eccellenza della Serie A abbiamo la Pamela, che naturalmente tra poco ci dirà tutto quello che succederà oggi per quanto riguarda la Serie A. Partendo dalla Serie D, ieri ci sono stati non uno ma ben 3 anticipi, ovvero sia si è giocato Belluno-Marano 1-1, pensate era andato in vantaggio il Belluno al 34esimo del primo tempo con Merli Sala, questo deve essere un nobile, perché chi ha il doppio cognome di solito è un nobile. Invece al 63esimo pareggio di Ferretti, sempre lui, il segno è sempre lui, e quindi 1-1. L'Este ha perso in casa col San Paolo Padova per 2-1 con gol di Pitarello, Franceschini e Mazzeo. Il Pordenone invece è andato a maramaldeggiare purtroppo per il mio amico Stefano De Agostini e gli amici del Tamai, appunto a Tamai, con gol al 13esimo di Matteos e poi una doppietta di Zubin, anche qua come Ferretti segna sempre lui. Il primo gol al 24esimo su rigore, il secondo gol all'85esimo su azione. Quest'oggi invece si giocano Fersina Perginese e la Fenadora, Fincantieri Monfalcone Secilese, Giorgione Vittorio Falnec, San Vitese Dro, Triestina Mezzocorona, infine Trissino Valdagno Montebelluna. Volevo solamente darvi anche la classifica marcatori che è pazzesca in Serie D, perché abbiamo Zubin che ha 24 reti, Zubin l'attaccante del Pordenone, l'attaccante del Marano Ferretti è a 20 reti. Invece Lasagna, che ieri non ha segnato, è a 17 reti dell'Este, e Godeas della Triestina, che gioca oggi pomeriggio, è a 15. Quindi c'è uno scontro al vertice, oltre che Marano-Pordenone, anche tra i marcatori, c'è lo scontro al vertice, in questo caso la classifica è invertita. E un po' come io dico oramai da 3 domeniche, perché quando il Pordenone aveva 5 punti di distacco è finita, non raggiungerà mai il Marano, io ho sempre detto non è vero, e in effetti adesso il Pordenone è andato a -1. Le partite ci sono ancora, dopo di questa, 6 partite importantissime. Ecco intanto la classifica. Ecco la classifica appunto, come vi dicevo, Marano a 71, il Pordenone si avvicina ulteriormente, va a 70, la Secilese come dicevamo prima con Piero Antonio Stella a 52, il Belluna a 49, poi via via tutte le altre. Dicevo che le prossime giornate saranno molto interessanti perché diciamo che il calendario, neanche a farla apposta chi l'ha studiato, neanche pensasse che, a parte che dovrebbe essere un sorteggio, cosa a cui io non credo mai, però nonostante questo sorteggio sembra che abbiano fatto apposta oppure sapessero dall'inizio che Pordenone e Marano erano le due che sarebbero andate a scontrare per questa promozione con numeri da capogiro, ripetiamo 71 punti il Marano e 70 il Pordenone alla 28esima giornata. Già domenica prossima, domenica forse, secondo me, anche sabato, perché oramai è tutto un gioco di anticipi, il Giorgione fa visita al Pordenone in casa, mentre la nostra Triestina va a giocare a Marano, quindi chissà se gli amici di Trieste fanno un favore al Pordenone. Chissà. Fanno un favore, vorranno vincere? Ma penso di sì, anche se giocare a Marano non è mai facile. Poi la 30esima giornata vede il Pordenone andare in quel di Belluno, dove ieri il Marano non è riuscito a vincere, e quindi il Pordenone tra 2 domeniche andrà a giocare a Belluno, mentre il Marano andrà a giocare ad Este. Partita importantissima per l'Este perché l'Este sta cercando di entrare nei playoff e ha perso ieri col San Paolo Padova. Quindi ci sono questi prossimi 2 turni di campionato che vedono questi 2 incroci non semplicissimi né per il Marano né per il Pordenone, ma io sono convinto che il Pordenone ha tutti i numeri, ma soprattutto ha i giocatori di qualità e credo che anche la rincorsa sia più facile che non la rimanenza. È più facile per chi rincorre che secondo per me chi è sta più facile che per chi rincorre. Che si sente il fiato sul collo. Esatto, secondo me è più facile per il Pordenone perché dopo un periodo minimo di appannamento, un paio di giornate, il Pordenone è tornato a fare lo schiacciasassi, il carro armato come ha fatto più o meno tutto il campionato, mentre il Marano, che è da tanto che non sta perdendo, prima o poi per una questione di statistica, secondo me dovrà anche perdere. Già ieri ha perso un colpo. Già ieri ha pareggiato. Ecco, e stava perdendo, ricordiamo. Rivediamo ancora la classifica, molto importante, vedete il Giorgione che oramai non ha nulla da chiedere, deve solamente mettere punti in cascina per non andare nella palude del play-out, ma io credo che non comincerà, spero che non comincerà proprio col Pordenone a fare ciò, mentre invece vedete la Triestina, se oggi dovesse avere che praticamente è già fuori da questa zona paludosa, se oggi dovesse fare un buon risultato, anche proprio in virtù del fatto che c'è una nuova proprietà, vorrà sicuramente andare a fare una buona prestazione, una buona impressione appunto al nuovo presidente, al nuovo amministratore delegato a Marano. E chissà che non si muova qualcosa. Anche perché i giocatori sono sotto l'occhio della
Certo. non della telecamera, ma No, della ma di lente chi- di ingrandimento, di chi appunto chi paga paga. gli stipendi e in queste 6 partite si giocano Devono darsi sicuramente da la fare. conferma per il Esatto. prossimo anno. Prego Gemma. A parte il fatto che non arrivano risultati per il gioco, non è vero. Il telefono continua a fare bling 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 e non ci sto più dietro. Ma è arrivato un messaggio che indipendentemente dal gioco dice Loris Brighi e Andrea Cia, 2 super artisti che assieme fanno una coppiata vincente. Ciao grandissimi, forza Udinese, Ire e tutta la famiglia Brighi. E per questo li abbiamo chiamati. Ecco, buon pomeriggio. Ecco. Buon pomeriggio Mentre a Ire. prima si diceva che il nostro cuore è diviso a metà oggi tra Sacilese e Monfalcone. Sì. Abbiamo sentito Pierantonio, vuoi Sentiamo che non sentiamo Roby? Roby? Che era il chiosco, giustamente prima non mi ha risposto. Ma naturalmente. Se riusciamo a sentirlo, perché è in mezzo al casino, come sempre, lui Sì. proprio. Anche Vediamo se perché ce la facciamo. le partite sono cominciate più o meno da 7-8 minuti in Serie D. Roberto Visentin, Fincantieri, pomeriggio! Monfalcone, Triestina, Sacilese. Come state? Tutto bene? Bene qui, bene. Noi stiamo abbastanza bene qua. Sì. Cominciate la partita da una decina di minuti circa. Formazione decisamente rimaneggiata visto gli ultimi infortuni del venerdì che naturalmente purtroppo ci complicano una situazione già complicata. Si è fatto male Cudiccio, si è fatto male De Cecco, allegati agli altri squalificati e infortunati, purtroppo la situazione diventa un attimino critica. Stiamo giocando, appena cominciata la partita, quindi non si capisce granché. Comunque giochiamo praticamente in campo su 22 giocatori. Gol! In diretta! Di chi? Monfalcone, Lestani, ex Pordenone, la Fincantieri Monfalcone va in vantaggio. Bellissimo. Possiamo rimanere in linea per tutta la partita adesso. Va bene! Se ci mandi qualcosa da mangiare, volentieri. Non vi sento bene per la verità. Pronto? Siamo qua! Vi sento poco. Non importa, noi ti sentiamo! Lestani, abbiamo capito! Gol della Fincantieri Monfalcone! Dovete scusarmi, ma purtroppo qua sono in mezzo agli ultra. Sempre di suo. È eccezionale! Questo vedi essere... Forza Fincantieri Monfalcone. Guardi, mi chiamo io tra un po', quando si calma un attimino. Va bene, grazie! E allora, come vedete, questo è il bello della diretta. In diretta, Roberto Visentini, abbiamo ascoltato il gol di Lestani per la Fincantieri Monfalcone, quindi primo risultato che si sblocca in Serie D. Fincantieri Monfalcone 1, Sacilese 0, è un risultato molto importante per la Fincantieri Monfalcone. Ricordiamo però che la Sacilese è famosa perché vince in trasferta, le ultime 5 partite le ha tutte vinte. Vabbè, ha tutto il tempo per recuperare. Sì, esattamente, Però mancano più o magari meno Monfalcone si carica e ne segna 80 altri. minuti. Va bene, allora vediamo cosa succede in Serie A quest'oggi, Pamela. Oggi, hai giocato ieri Beh, anche. oggi, ieri, oggi, domani non si gioca. Domani si gioca domani? non lo so. Stranissimo. Non lo so, saranno stanchi. No, perché a me domani sera cosa faccio? C'è l'infrasettimanale. Domani sera alleni l'infrasettimanale, la dicono tartaruga. Domani sera allena la tartaruga, benissimo. Allora, dal divano. Allora, No, al bar, ieri hanno perché- giocato Torino-Livorno, ha vinto il Torino 3-1, poi Chievo-Roma e la partita è finita 0-2 per la Roma. Bene, del Torino scusa chi ha segnato ieri? Ieri ero a ballare, sono andata al corso di ballo. Ha fatto Immobile, tre gol Immobile ha fatto, non si ma possono... non è Tu che segui la Serie A. Sì, ma quando sono... Da fermo ha fatto E- 3 gol e si ripropone a Prandelli per andare in Brasile. ok. Perché tu sai 16 benissimo che cosa c'è in Brasile? A parte le belle donne, i begli uomini, Carnevale. i mondiali, esatto. Hai visto? Hai Incredibile. Allora, ferma lì con la Serie A, Gemma. Lato di Serie A e quindi abbiamo Edi Pertoldi. E allora, Edi Pertoldi, Udinese Sassuolo, buon pomeriggio Edi. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, Edi, subito così a caldo, leggevo, non ho né letto né niente, ma su Facebook ho letto che ieri la conferenza stampa di Guidolin è stata interessante, come mai? Ah, sì, tu vuoi provocare. Sì, interessantissima, come dall'inizio del campionato. Copia e Ogni incolla. volta, per noi giornalisti ogni volta uno scoop, qualcosa di clamoroso. E quindi, bene, insomma, dai, speriamo continui. Se vi sente la Bianca Maria non viene più a trovarci. Lo so, però l'affetto non deve mai mischiarsi con l'obiettività.
Anch'io voglio bene a Guidolin, però sotto questo profilo ha grossi limiti. Va bene, allora l'Udinese arriva a questa partita in casa importantissima sia per l'Udinese che per il Sassuolo dopo una veramente bellissima prestazione con la Roma, sfortunata perché guarda caso il portiere della Roma De Santis quando vede bianconero quello friulano diventa Superman, vero? Sì, è vero, però noi ci teniamo comunque su Fett che è il futuro mentre De Santis è il passato e quindi naturalmente lo lasciamo alla Roma e noi ci auguriamo che con il ragazzino di Remanzacco le soddisfazioni non mancheranno certamente. Sì, dicevo, una partita importante, lo è forse un po' di più per il Sassuolo che naturalmente naviga in acque piuttosto melmose e quindi deve assolutamente strappare almeno un punticino per cercare di mantenere quella speranza che lo lega veramente a un filo dalla retrocessione. A 21 punti in classifica, è vero che ne ha uno in più del Catania e per la prima volta non è l'ultimo in classifica, però insomma è chiaro che a Udine deve cercare di strappare con i denti qualcosina. Naturalmente l'Udinese non ci sta, anche perché come dicevi giustamente è arrivata la sconfitta di Roma immeritata, una sconfitta che ha comunque messo nella condizione l'Udinese di andare in gol per 2 volte, cosa abbastanza rara, all'Olimpico, e questo la dice molto, insomma la dice lunga su quelle che sono le potenzialità di questa squadra che forse nell'arco di questo campionato non si sono mai espresse nel modo compiuto. Diamo un'occhiata alle 2 formazioni che ci sono state consegnate, non prima di avervi ricordato che... Pronto? Sì, ti sentiamo, Edi. Ecco, scusami. Ecco, non prima di avervi ricordato che comunque il Sassuolo ha diverse assenze. Vi ricordo che non ci sarà Alex, non ci sarà Cerbi, Manfredini e Antei, non c'è Fucino, non c'è Marrone, non c'è Brighi, non c'è Sansone. Tra l'altro non c'è Berardi che è squalificato, quindi è chiaro che non è proprio un fulmine a sé sereno questa squadra, non è la migliore del campionato, se poi gioca diciamo con 3, perché gli altri magari non hanno la possibilità di giocare spessissimo, titolare in meno, ma insomma è chiaro che sotto questo profilo per l'Udinese il compito dovrebbe, siamo un condizionale molto cauto, certo. Il compito è un pochino più semplice. Nell'Udinese manca solo Gabriel Silva, che sappiamo essere infortunato, per il resto Guidolin può disporre dell'intera rosa a sua disposizione. Vediamo intanto le 2 formazioni, l'Udinese in campo con Scuffetter, Danilo Domizzi, Widmer, Kinzi, Allan Pereira in pasta, Bruno Fernandes e Di Natale. Risponde il Sassuolo con Pedolo, Gazzola, Cannavaro, Ariaudo, Longhi, Fiondini, Magnanelli, Mistironi, Zaza, Farias e Floro Flores, che naturalmente giocherà con il dente avvelenato. Esatto. Peruzzo è stato chiamato a dirigere l'incontro, avrà come giudici di linea Giacchero e Mussolino, quarto uomo Crispo, giudici di porta Ostinelli e Maresca. Allo stadio Friuli al momento non piove, ma ne è venuta soltanto delle ore precedenti. Il pubblico è scarso, attorno alle 3-4 mila, forse 5 mila unità. Edi, che sia la giornata di Floro Flores? Ma io mi auguro proprio di no. Non è stato... No, ma per dire, no? Non è stato il secolo di Floro Flores, vuoi che sia proprio la giornata? Speriamo di no, dai. No, ma di solito no? All'Udinese spesso succede che chi gioca, un ex che gioca contro fa il fenomeno. Vedi appunto De Santis domenica scorsa, lunedì scorso. È vero. Anche Dennis, quando gioca contro di noi, ad esempio, all'Atalanta, riesce sempre a colpirsi. Ma insomma, dai, auguriamoci che non succeda questo, o comunque se dovesse succedere gloria a Floro Flores, ma speriamo che l'Udinese segni un gol in più, insomma. Senti, siccome ho un dubbio e vorrei farvi passare questa ansia, Floro Flores non è più dell'Udinese, vero? No. Allora, così mi hai messo tranquillo, grazie. No, che non ci sia il rischio che torni a Udine, no? Per cortesia. Speriamo di no. Benissimo, cioè l'hanno venduto del tutto. Bene, allora Edi, vediamo se riusciamo a collegarci con te tra il primo e il secondo tempo, d'accordo? Va bene, d'accordo. Grazie ancora, Edi Pertoldi. Ciao Edi. Ricordiamo radiocronista ufficiale dell'Udinese, se volete ascoltare la sua radiocronaca che è sempre molto divertente, Radio.0 la trovate sui 101 e 300. Gemma! Dunque GP, a parte Gemma, sì. possiamo scambiarci di posto che qua c'è una luce migliore? Insomma, se devo stare in ombra. No, sai perché? Secondo me si vuole spostare perché giustamente i suoi fan ancora oggi non si sono fatti sentire. Ai. Quelli di Pamela sì, perché è arrivato un Pamela sei bellissima. Sì. Ecco. E poi è arrivato un altro messaggio, a parte i vari pronostici che non stiamo a elencare, ne sono veramente tantissimi, quelli che stanno arrivando per il nostro gioco. Ricordiamo che
c'è da indovinare per il gioco in cui si vince l'asciugatrice solamente Udinese Sassuolo. Perché scusa, ridi? Perché non sai neanche che giochi ci sono, questo è il bello. E ne parlavamo in macchina non più tardi di un'ora fa. Sì, ma l'1x2 mi piace di più 1x2. L'1x2 lo so che sia tu che Sara siete appassionati di 1x2, però col Crodino Prosecco tu. Sì, esatto, non posso più. No, basta vino. Basta il resto. Comunque è arrivato questo messaggio che dice: ciao, voci dicono che Zubin abbia già firmato tempo fa con il Marano. Se fosse vero sarebbe una cosa vergognosa, scandalosa. Sbaglio? Le fonti sono sicure al 98%. Beh, a parte, allora, se sono al 98 manca questo 2%. Questa voce effettivamente sta girando anche nell'ambiente pordenonese. Sarà quel che sarà, voglio dire, no? Sì, lo scopriremo solo vivendo. Ricordiamo che in Serie D i giocatori sono, anche se non è vero, ma sono dilettanti, no? L'ultima categoria dei dilettanti prima della categoria dei professionisti. Questa voce effettivamente gira per Pordenone da un paio di mesi, che Zubin avrebbe già firmato per il Marano. Ci sono state già smentite da parte del Pordenone, il Marano non ha confermato, ma sappiamo, è come il discorso della guida tecnica dell'Udinese per il prossimo anno, che è uscita la voce che sembra che il tecnico del Verona venga, Mandorlini, già udinese, venga sulla panchina a sostituire Guidolin. La società ha già smentito, ma se una voce esce, qualcosa di sotto ci deve essere. Qualcosa di vero c'è. No, se no la voce non esce, non è che, Stefano, non è che io la mattina, io sono dirigente di una squadra, un giocatore, mi sveglio la mattina, oggi vado là. No? Ah, dici che è così? Ma può anche essere, decido, no, penso che non mi accolgano però a braccia aperte, no? No, non lo so, non mi sembra così, cioè se sulla carta stampata piuttosto che gli organi di informazione escono delle notizie, di solito i giornalisti una fonte ce l'hanno. Però magari aspettano la fine della stagione per perché fare non delle si possono fare dei dichiarazioni. contratti durante la stagione in corso, questo è il concetto. Ci possono stare dei gentleman agreement, no? Delle strette di mano, e poi quando arriva il giorno e l'ora, la prima cosa che si fa si mette la firma, no? Questo succede. Anche il discorso dell'Udinese, del rinnovo della guida tecnica per il prossimo anno, e anche se c'è la conferma oramai domenicale, no, di Pozzo, che conferma Guidolin a spada tratta anche dopo la sconfitta con la Roma, che comunque l'Udinese ha giocato benissimo, lì c'è da dire questo, è stato confermato per il prossimo anno, e quindi il presidente, anche se lo ha criticato per il primo tempo, l'ha confermato per il prossimo anno. A me puzza sempre queste conferme domenicali, perché quando uno conferma troppo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, se no non serve una conferma, dal mio punto di vista. Torniamo alla Serie A, Pamela, perché abbiamo visto quello che è successo ieri. Sì, Bene. oggi invece mezzogiorno e mezzo ho giocato Parma-Genova. Sì, ascolta, chi ha segnato dalla Roma ieri? Ma sei crudele oggi con me? Proprio ce l'hai Gli manca una donna. Ho detto io ieri Ero a sono ballare. andata a fare il corso di ballo. Ah, il corso, non a ballare. Corso di ballo. Ah, pensavo a ballare in Una discoteca. roba più seria. Non mi piacciono le discoteche. Non ti piacciono le discoteche? Che donna strana sei. Mi fai sentire vecchia però. A 20 anni è una che mi piace andare in discoteca. Sono andata una volta. Va bene. È vero. Sappiamo dove farti portare da Alberto Comissa ora. No, grazie. Cosa succede oggi? Oggi invece a mezzogiorno e mezzo ho giocato Parma a Genova, pareggio. 1-1. E invece alle 3, cioè fra poco, inizia Bologna-Cagliari, Inter-Atalanta, Sampdoria-Verona, Udinese-Sassuolo. Alle 6:30 invece Napoli-Fiorentina, e alle 20:45 Catania-Juventus e Lazio-Milan. Bene, questo è il programma della Serie A che noi naturalmente seguiremo qua in studio Udinese-Sassuolo con particolare con i attenzione. commenti dei nostri ospiti ovviamente, mentre Gemma commenterà non so cosa, visto che ha il microfono in mano. Raccontaci. Sono un po' perplessa perché siccome oggi non abbiamo inviato Cleofa, l'ho chiamato per fare 4 chiacchiere. Hai più fatto tardi bene. Per disturbarlo di domenica. Esatto. Perché adesso è impegnato. Solo che mi ha detto: guarda, ha segnato il draw, quindi San Vitese 0, draw 1, e io ho Ma guardato. il commisso cosa sta facendo? Appunto, San ho Vito? detto: ma il commisso sarà mica svenuto. Al telefono, ecco, la sto chiamando adesso con un pochino di ritardo. È strano perché di solito appena segnano lui chiama Povero subito. commisso. Comunque abbiamo Cleofa in diretta. No, Cleofa lo sentiamo più tardi perché adesso è impegnato. Adesso c'è? Adesso c'è la pubblicità. No, prima della pubblicità rilanciamo i 2 giochi. Ma perché... Sondaggione non c'è oggi? No, non abbiamo 2 giochi. Ma non Commisso al sondaggiamo. volo. Allora via commisso al volo, ti anticipo commisso, ha segnato il draw. No, sì, infatti telefonavo per Alberto, cosa stai facendo lì? Stava cercando fuori dalla diretta un'infermiera, col secondo me. difetto. Sì. No, quindi?
Allora, al 18° minuto purtroppo il draw è passato in vantaggio, però qua pesa a nostro punto di vista una storia di offside. Infatti appunto tutti sono lamentati col primo uomo, appunto il signor Giulietta di Torino, per una presuntazione appunto di offside. Qua sarà appunto sicuramente a rivedere la moviola o comunque appunto l'azione che ha terminato quel vantaggio dei droati. Comunque 18°, una dubbissima posizione, come dicevo appunto, di offside, che ha portato comunque Tisi a colpire da ottima posizione, appunto anche una posizione decentrata sulla quale appunto Peresson però non ha potuto far nulla. È stato comunque un'invenzione di Cicuttini, che ha dribblato appunto l'intera difesa, ha servito Poli si è trovato appunto di fronte a Peresson ha compiuto un miracolo, chiaramente poi sulla ribattuta nulla ha potuto fare su Tisi, che a questo punto al 18° ha portato in vantaggio appunto la propria squadra, e quindi il draw conduce per 1-0. Va bene, grazie ad Alberto Comisso. Allora ribadiamo il risultato a San Vito, il draw in vantaggio dopo più o meno 18 minuti sulla Sanvitese, purtroppo per 1-0, è un bruttissimo risultato per la Sanvitese, come dicevamo in apertura di trasmissione, perché la vede, diciamo, ingoiata in questi liquame dei play-out, mentre il draw va in questo momento a 24 punti. Ora come ora, bene per la Fincantieri Monfalcone che sta vincendo, in questo momento ci sarebbero quante squadre a 27 punti? Dunque Mezzocorona, Vittorio Falme, che Fincantieri Monfalcone tutti a 27 punti, invece Tamai e Sanvitese a 29, il draw in questo momento sarebbe a 24. Bene, allora dicevo, prima di andare in pubblicità rilanciamo i nostri due giochi. Allora, 1x2, il gioco nuovo. Il gioco nuovo, 1x2. 1x2 in palio, queste 6 bottiglie offerte dal nostro sponsor Pasha Group. Pasha Group. Si tratta di indovinare la schedina, in realtà si tratta di fare la schedina di 2 partite, Udinese Sassuolo e Sampdoria Verona. Quindi in questo caso non vi chiediamo i gol, ma soltanto appunto il segno giusto. Un per due. Esatto. Un per due. Potete scriverci SMS, WhatsApp, oppure scrivere sulla nostra, sulla pagina Facebook non l'abbiamo messo. No, pagina Facebook no, perché sennò diventa un problemone con i due giochi. Ecco lì, 3 bianchi e 3 neri. Queste tra parentesi sono proprio etichetta Pasha Group, perché vengono imbottigliate a nome Pasha da una veramente nota e rinomata cantina di cui non facciamo pubblicità, visto che il Pasha appunto si fa fare vino da questa cantina. Ricordiamo, i 3 neri sono 3 bottiglie di Montepulciano, quindi un vino molto pregiato. Esatto, e 3 Chardonnay. E 3 Chardonnay, che non si scherza niente con lo Chardonnay. No. Molto buono lo Chardonnay. Ce l'ho in frigo per stasera. Dopo lo proviamo. Va bene, tanto ho la macchina piena di casse, quindi. No, perché saluto Silvano, ieri pomeriggio vado da Silvano a prendere, mi servono 6 bottiglie. Hai fatto scorta? No, mi fa al suo collaboratore, carica 6 casse, no 6 bottiglie, no che 6 bottiglie, 6 casse, via va da 12. Quindi devo venire anch'io? Se mi ferma la polizia, mi fa l'etilometro solamente perché ho 6 casse da 12 in bagagliaio. Questo è il gioco appunto con cui potete vincere 6 buonissime bottiglie di vino, è anche il gioco più semplice e più divertente. Invece c'è sempre il 3 su 3 da indovinare, ovviamente solamente Udinese Sassuolo. Ma il risultato giusto mentre le squadre stanno scendendo in campo, quindi non l'Udinese Sassuolo 1x o 2, no, proprio il risultato preciso. C'è tempo fino alle 4 per entrambi i giochi. Fino alle 4 per giocate. I giochi qua diciamo che è più semplice del solito, infatti io spero, non me ne vogliano ovviamente né uno né l'altro sponsor, che tutti e due i giochi quest'oggi vengano vinti. Facciamo cappotto? Io spero di sì. Ma io farei più che altro giacchino, perché cappotto stiamo andando verso la primavera, basta si cappotti. Dice Va bene, dopo queste sciocchezze inaudite ci fermiamo per la pubblicità. Ci fermiamo per 4 minuti e torniamo sempre noi negli studi dell'altra domenica allo Sport Triveneto in Poltrona. A tra poco. L'Autoscuola Cordonese ha 2 obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan.
Nissa, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissa, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis, la nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inautelet e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza. A casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. Inautelet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Inautelet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante. Il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Casarsa della Delizia, aperto 24 ore. Un'ampia terrazza con tutte le partite, ideale per le feste. Gli snacks, tutti i servizi online. La nuovissima sala slot con le videolottery ed i giochi più avvincenti e moderni. Pascià San Vito al Tagliamento, giovane, allegro per le colazioni, gli aperitivi, le grandi serate ed una grande sala slot per giocare alla fortuna. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano. La cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona c'è Gemma al telefono con qualcuno, vero? Sì, io non sono al telefono. C'è un'altra squadra che portiamo un po' nel cuore, no? Che è il Fontana Fredda, e per noi, anzi per Fontana Fredda, c'è Maurizio Mazzon. Maurizio, buon pomeriggio naturalmente. Buon pomeriggio a tutti. Raccontaci allora, oggi partita particolarmente importante per il Fontana Fredda, vero? Perché insomma il crash ce la dura Chions. Per voi è importantissimo fare il risultato in quanto giocate con quelli che sono dietro di voi, anche se sono a 10 punti, quindi voglio dire, vincere oggi e sperare nel Chions, cosa dici? È un nostro diritto, poi si sa che il calcio purtroppo regala cose magari
non sono così scontate, però noi crediamo che vincendo oggi speriamo di recuperare qualcosa sul crash che va sul campo ostico come Chions, insomma. Sì, ricordiamo, tra parentesi per gli amici che magari seguono meno l'eccellenza, che il crash l'ha già presa da Chions in finale di Coppa Italia, ovviamente, quella volta si era a Cervignano, e speriamo che Chions si ripeta. Sì, speriamo che si ripeta, anche se conto che recuperare 5 punti in 5 partite non sia così semplice, insomma. Però il Pordenone lo sta facendo vedere, dai. No, noi insomma, finché la matematica non ci darà conferma, noi ci crediamo. Poi il calcio, ripeto, il calcio è un po' strano e bizzarro, può darsi che recuperiamo anche 7, che io sa, ma... Esatto. Allora, raccontaci un po' di questa partita, come alla fronte al Fontana Fredda, mentre un attimo, benissimo, no, dicevo il Sassuolo era in avanti, rischio per l'Udinese, per fortuna la difesa ci ha pensato. A te? No, niente, noi contiamo di vincere questa gara, anche perché al di là del fatto di correre dietro al crash ci metterebbe a 13 punti dalla terza, e quindi non avremo neanche la possibilità di fare i playoff, quindi semplificherebbe un po' tutto, però si sa che il 13esimo, insomma, è una squadra ostica, non sarà sicuramente facile, ha un grosso potenziale di squadra, insomma. Certo, per quanto riguarda la formazione, Fontana Fredda come si presenta in campo? Ma siamo quasi al completo, ci manca solo Dalcin, ma insomma, per dire, non è un'assenza, non dico che non sia un'assenza importante, ma è un'assenza che insomma abbiamo con chi rimpiazzarlo, ecco. Perfetto, allora Maurizio, intanto ti ringrazio per questo primo collegamento e noi ci sentiamo durante il corso della partita. Grazie ancora e in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a voi. Intanto allora l'eccellenza è cominciata come la Serie A più o meno da 4 minuti, sì, 4 minuti e 38 secondi, quindi andiamo a vedere cosa succede quest'oggi in eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Vediamo le partite giocate ieri: San Luigi Muggia 2-0 e Virtus Corno Manzanese 1-0, grande Manzanese che è andata a fare il colpaccio a Corno di Rosazzo, mentre questo pomeriggio sono cominciate appunto da 5 minuti più o meno: Chions Cras Repeng, Fontana Fredda 13esimo, ISM Gradisca Azzanese, Lumignaco Rivignano, Tolmezzo Carnia Ciarlis Muzzane, infine San Daniele Gemonese, questo derby delle colline friulane che riguarda molto Morris e Pamela, perché San Daniele Gemonese è casa vostra, no? Sì, noi abitiamo un po' più in su. Vabbè, voi siete di San Daniele fondamentalmente, più o meno. Forgaria. Forgaria fa comune, allora, perché... adesso discutiamone San Daniele e Forgaria, discutiamone. Perché da San Daniele a Forgaria si sta 4 minuti in bicicletta. Sì, ma San Daniele fa comune, Forgaria fa allenati però. Allenati. Cioè, attenzione. Allora, Forgaria che si scende, Forgaria San Daniele in bicicletta non allenati si sta 4 minuti. In discesa. Esatto. Okay. L'importante è... Te la diamo buona questa, più o meno San Daniele sì, Forgaria più o meno. Tu sei mai stato a trovare la Pamela a casa? No. Dai che vieni a vedere il bel frigo. Ti ha invitata? No, se vengo a vedere quel frigo diventa bianco-nero. No, nero. Sì, viene con la vernice. No, con la bomboletta proprio. Nel frattempo a Udine, l'8° minuto 0-0. Stefano, tu che stai seguendo, e anche Andrea Andrea, Nel frattempo e Loris? La Sampdoria è già in vantaggio. Ecco, per il gioco, attenzione. Vedi. Per il nostro gioco attenzione alla schedina. Attenzione alla schedina Sampdoria Verona. E allora, Sampdoria 1, Verona 0, sai anche chi ha segnato? Non te lo dicono? No. Non te lo dicono. Una domanda. Allora, te lo dico. È un po' sulla difensiva. In questo momento chi vuole giocare all'1x2, ovvero 1x2? Sansone, che è un ex giocatore del Parma. Nonché? Torino. Ma dai, ma è già tanto dominato quella dei mondiali, scusa. In effetti. Allora, vedete, dopo 5 minuti, 7 minuti del primo tempo, il segno in questo momento per il nostro nuovo gioco, l'1x2, ovvero 1x2, è Sampdoria Verona 1 e Udinese Sassuolo X. C'è tempo fino alle 16. No, adesso ci raccontano dal vivo cosa si dicevano. Cosa dite qua? No. Ha detto che se vado a dare le notizie di Serie A non è la stessa cosa comunque, anche se è formato. Anche se è informato. Ok. Ma perché gli manca il vestitino? Anche secondo non l'hai mai visto in body. Secondo me dopo facciamo una cosa, quando c'è la pausa pubblicitaria, Pamela dà la maglia Puzzi a te. Ma non è una maglia, è un abito intero, Allora, un abito che ti arriva solo l'ombelico. Per me diventa la maglia però. La maglia all'ombelico con te diventa. Un top. Abbiamo Gemma.
prima. La allunghiamo un po', arriva mi ha fino alle ginocchia senza problemi. Mi ha chiamato Maurizio Mazzoni, io ho detto ti sono mancata, sì anche per questo ho detto ma perché Fontana Fredda ha già segnato, quindi siamo 1-0. Contenti con gli amici di Fontana Fredda e quindi in eccellenza cambia immediatamente dopo pochi minuti il primo risultato e quindi lo aggiorniamo anche noi, Fontana Fredda 1. Anche se siamo vicini al 30°, mi dispiace per gli amici di 30° e 30° 0. Per il momento tutti gli altri risultati dell'eccellenza. Cosa succede a Udine? Una bella spiegazione. Non è male per gli amici a casa. Roby avrebbe detto petta petta petta. Andrea, cosa è successo? C'è stata una palla in mezzo, sì, che poi in realtà non si è trasformata. È un po' in ritardo, non c'è la mia spiegazione era migliore. Mancava di Natale al centro dell'area. Sono stata più tecnica io. E per quanto riguarda invece la Serie D, per quanto riguarda la Serie D io non ho niente da dirti. E allora tutto 0-0, a parte Fincantieri Monfalcone 1, Socialise 0 e San Vitese Dro 0-1. In Serie A l'unico risultato cambiato è Sampdoria Verona 1-0. Bene. Dunque, cominciamo a parlare un po' con i nostri ospiti, mentre l'Udinese in avanti con Totò Di Natale che allarga a destra. Andrea, a te piace molto il calcio, so, ce l'hai detto appena sei arrivato, no? Sì, sì, sì. E di che squadra sei più appassionato? Io sono juventino. Oh, finalmente, una persona seria. Giovanni, mi hai rovinato la giornata. No, Giovanni, prima di invitare gli ospiti dovresti vedere che squadra tifano. Puoi stare in studio. No, ma ti lasciamo noi, sai fair play la Juve. Dai. No, sono juventino, ma più che altro ho apprezzato vari giocatori, uno su tutti Roberto Baggio. Vabbè. E quindi ho sempre seguito il calcio, insomma. Sì. Non ho mai avuto modo di giocare proprio in prima persona, in squadre, tranne che a livello amatoriale, diciamo così, ma comunque seguivo, sì. L'Udinese la segui o non te ne può fregare di meno? No, lo seguo a livello solo di risultati, insomma, sì, certo. Vedo cosa combina ogni tanto, ma sì. Non è più. Sì. Ecco. E invece Loris? Io sono tifoso del Cesena e della Juventus. Oh, guarda che qua c'è una curva juventina. Certo che ti ho detto, Giovanni, devi fare un questionario qui. Prima che entrino dalla porta, fai questionario. Durante una settimana lo faccio come l'invito. Prego, Gemma. Allora, a parte che sono arrivati dei messaggi, poi li leggiamo, ma già vi anticipo. Sara, sei bellissima, da un anonimo. Da un Pamela, sei stupenda, da un altro, quindi insomma tanti complimenti per lo stesso. le nostre conduttrici. No, non è lo stesso, tranquilla. Non lo dividiamo, magari c'è due cellulari. Sara, Pamela, devi andare. Parlando di calcio, c'è un'altra partitona oggi, Chios Kras-Refen. Esatto. E invece di Mauro Bressan, che oggi era impegnato, abbiamo Giampaolo Sutti in linea con noi. E allora Giampaolo, buon pomeriggio. Come siamo messi a Chios in questo momento dopo 10 minuti più o meno? La partita ancora ferma sullo 0-0, quindi siamo esattamente all'8 minuto in questo momento. Partita praticamente che è partita subito a scrollo battuto da entrambe le formazioni, formazioni che giocano a viso aperto queste prime battute della gara. Un Cross chiaramente si sa capolista e quindi è venuto qui al Chios con l'intento di confermare, diciamo, la sua posizione in classifica, non dimenticando che appunto probabilmente vorrà anche riscattare la finale di Coppa Italia, esatto, che con quella bruciante sconfitta non gli ha permesso di conquistare la Coppa d'Italia regionale. Certo. È un Chios comunque fino adesso che sta facendo la partita, cerca di prendere possesso, prendere campo, ma il Kras si sa che è una squadra dotata e tecnicamente forte. Comunque, come vi ripeto, sono ancora fermo sullo 0-0. Ecco Giampaolo, vincendo il Chios farebbe due grandi favori, uno a se stesso, vero? Andando a 38 punti e quindi diciamo avvicinando le squadre che gli stanno davanti per i playoff, ma in più darebbe anche una grossa mano al Fontana Fredda. Ma sicuramente sì, ma comunque noi pensiamo prima a noi, perché noi guardiamo la nostra classifica e chiaramente Fontana Fredda è un pordenonese, quindi insomma cerchiamo di, diciamo, come provinciali di darci una mano nel limite del possibile, però i 3 punti servono soprattutto a noi adesso. Certo. 3 punti comunque non perdere oggi sembra molto importante per la nostra classifica. Certo. Anche considerando il fatto che abbiamo numerose defezioni oggi, per cui far punti oggi sembra molto importante, perché ci manca tutta la difesa, considerando che Candusio e Santarossa sono squalificati, ci manca Zusso che è infortunato all'ultimo minuto,
quindi dobbiamo fare necessità virtù, di conseguenza poi ricordiamo BT che è fortunato anche lui per la frattura alla mano, quindi oggi è una situazione abbastanza d'emergenza, però insomma noi cerchiamo di fare la nostra partita come sempre. Benissimo, grazie Giampaolo, ci sentiamo naturalmente nel corso della partita per tutti gli aggiornamenti, grazie. Va bene, grazie a voi. Allora, ribadiamo Chios, Cras Repen, quando siamo al 13esimo 0-0, mentre a Udine un'azione clamorosa del Sassuolo, ha visto Zaza davanti a Scuffet di piede è riuscito a salvare la porta, ma devo dire Andrea e però la difesa era tutta il parterre, una difesa allucinante quella dell'Udinese, un lancio da 40 metri. Si è fatto un gran stop di Tacco a seguire. Sì, vabbè, ma sì, ho capito, ma però erano in due, effettivamente l'hanno guardato. Infatti diceva prima. L'hanno guardato, l'hanno lasciato fare. Sì, sì. Poi grande Scuffetto. Beh, lo diciamo da diverse domeniche. Però voglio dire, cioè, che due giocatori dell'esperienza di Danilo e di Domizzi si facciano uccellare con un colpo di tacco, certo, sì. e si incrociano poi nella maniera sbagliata, cioè al contrario Zaza si rimane da solo davanti a Scuffetto. Nessuno dei due si è mosso, sono stati tutti e due fermi. Incredibile, l'amnesia difensiva dell'Udinese continuano nell'arco di questa stagione e poi si verificano sempre con le squadre di minor calibro, perché contro le squadre sempre quelle di alta classifica l'Udinese gioca benissimo. Quando incontra queste squadre qua si perde la concentrazione, non so cosa sia successo in questa stagione all'Udinese. Prego Gemma. Sì, dobbiamo salutare Eddo di Brugnera che saluta tutti quanti, ci fa sempre i complimenti. Ciao Eddo! E ci manda anche i risultati. Poi un altro messaggio dice: Sara, sei sempre frizzante e bella. Ma io me ne vado, Aspetta, GP, perché... questo, ciao Giovanni! Giusto per darti lo smacco finale, questo è: l'Alba femminile fa il tifo per Sara, le calciatrici non le resistono, quindi GP manco quello voglio dire. Cioè, tutti per lei. Tutte e due le sponde, capito? Io vorrei dire quello che sto pensando, ma non voglio offendere la sensibilità delle ragazze che giocano a calcio femminile. Infatti. Allora, il mondo è bello perché è vario. Sì. Io rimango sempre all'antica comunque, voglio dire. Variato, è uguale. Il mondo è bello perché è vario o ha variato. Un bacione a tutti e tutte, ignorate questi commenti. Alle tutte del calcio femminile starei molto attenta, forse in te. Comunque, saluto. Sì, va bene. Va bene, allora a Udine diciamo che il gioco, a parte l'azione del Sassuolo, l'unica azione veramente clamorosa, no? L'azione da gol, non sta succedendo un granché. Stefano? No. Beh, appena il primo quarto d'ora. Beh, insomma, buongiorno si vede al mattino. Sì. Punto. Non una grande Udinese, un Sassuolo con un'azione. Sì, mi è sembrata proprio un'azione di rimessa, è andato dritto di fronte a Scuffet. Sì, per il resto un gran gioco a centrocampo. L'Udinese diciamo sta cercando di fare la partita con passaggi in orizzontale che poi cercano di verticalizzare, ma la difesa del Sassuolo al momento mi sembra messa molto bene, no? Stanno tenendo bene. Di essere smentiti adesso. Assolutamente, ma comunque... io sono contento io se... Soprattutto in difesa. Sì, in effetti sono 11 dietro la linea della palla. Il Sassuolo sono... però abbiamo anche sentito da Edi Bertoldi che al Sassuolo oggi manca metà squadra titolare, no? Almeno dalla formazione che ci ha dato lui. Va bene, dunque sono le 15:15. Vogliamo vedere dunque in Serie A, non ci sono aggiornamenti. No, in Serie D nemmeno. Serie D nemmeno, quindi allora in Serie A l'unica partita che è cambiata, ricordiamolo, che è Sampdoria-Verona. Ed è 1-0. Sì, GP, sono qui perché c'è Roberto Visentin, anzi Roby, sono un po' sconvolta perché l'ho chiamato pensando fosse tranquillo al chiosco, invece il risultato stravolto nel giro di 2 minuti. Allora in Serie D cambia qualcosa, stravolto già immagino. Pronto Roberto? Sì, ciao, purtroppo niente, stavamo facendo bene, abbiamo avuto anche qualche altra occasione prima della prima partita, nel giro di 2 minuti, 43esimo, 45esimo hanno fatto 2 gol, stati in rete con Spagnoli e con Paladin. Purtroppo stiamo lasciando un po' troppo libera la nostra fascia destra, che è la sinistra della Sacilese, che sta imperversando con Deccia, ovviamente giocatore di categoria superiore. Certo, quindi il risultato quando manca poco alla fine del primo tempo è già finito? No, è già finito sarà 1 minuto. Perfetto. 43esimo, 45esimo, un 1-2 che ha quasi stroncato le gambe. Nel male c'è il bene, che sono scesi subito negli spogliatoi, così il mister può dagli Zorati, gli può dare un po' una ramenata ai giocatori adesso, no? Sicuramente, anche se purtroppo non è che ci saranno tante frecce all'arco
al mister, visto che siamo con i giocatori contati, anche una parte di quelli che sono in panchina sono mezzi fortunati. Certo. Purtroppo quando le cose non ti girano bene, quindi. Vabbè, comunque manca un tempo ancora, Robby, il Monfalcone in casa comunque gioca sempre bene. Scusa Giovanni, ti sento piano piano. Non ho capito. Pronto? Sì, pronto? Sì. Ecco, dicevo, ecco, ci sentiamo nel corso del secondo tempo per vedere se succede qualcosa di buono. Va bene, speriamo, d'accordo? D'accordo, in bocca al lupo, grazie. Grazie a Roberto. Allora, nei primi tempi della Serie D dovrebbe essere tutto 0-0, a parte Fincantieri, Monfalcone, Sacilese 1-2 e San Vitese 0-1. Le altre partite, Fersina Perginese e la Fenadora, Giorgione e Vittorio Falmec, Triestina Mezzocorona e Trissino Valtagno Montebelluna 0-0. Io vedrei se ci colleghiamo con Trieste dopo, anche per vedere il primo tempo. Che succede, Gemma? Sì, tra poco, perché adesso ho in collegamento Andrea Citran che ci parla della partita che sta seguendo, perché ci ha scritto un messaggio, lui è un nostro inviato, ci informa su quello che accade alle partite e mi è piaciuto il suo messaggio, dice rigore inventato per il Charlins. Allora, lasciamo che parli lui, ok? Abbiamo in collegamento. Andrea, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Raccontaci questo rigore inventato. Ma una palla praticamente innocua difesa da Marsilio, l'attaccante è caduto a terra e praticamente ha fatto fallo all'attaccante, ha dato un rigore veramente assurdo al Charles Muzzana che Macagnan comunque ha trasformato, portando in vantaggio i suoi dopo 12 minuti. Adesso siamo al 18esimo, il risultato è sempre 1-0. Perfetto, ma diciamo Tolmezzo in attacco, ma niente da fare. Ma in questi 18 minuti come ha giocato il Tolmezzo Carnia? Ma sono queste prime fasi di studio, il Tolmezzo ha cercato di attaccare, non è stato pericoloso una volta Gregorutti, però non è riuscito a concludere con forza, il portiere è riuscito a recuperare il pallone. L'unica azione, neanche un'azione perché era la protezione del pallone da parte del difensore, è successo questo che veramente non so come spiegarlo, ecco, c'era gente che era proprio lì attaccata alla palla, che ha detto era fallo dell'attaccante, neanche non era fallo, c'era fallo, era dell'attaccante. Sì, addirittura ribaltato la decisione, diciamo. Ribaltata la situazione, esatto. Insomma, è un rigore pesante perché vista l'importanza della partita. Sì, comunque c'è anche tutto il tempo per recuperare, no? Perché insomma mancano più di metà certamente, adesso vediamo se riusciamo, se il Tolmezzo riesce un attimino. Adesso sta attaccando, niente, palla lunga per Cocchiara, niente da fare. Perfetto. Sempre 1-0. Grazie il campo, Andrea. Nonostante la tanta pioggia in buone condizioni, bene. Stamattina si pensava di non giocare per il pomeriggio. Invece ce l'avete fatta. Benissimo, grazie Andrea per questo primo aggiornamento. Ribadiamo il risultato Tolmezzo Carnia 0, Charlis Muzzane 1, mentre a Udine una grandissima punizione dai 35 metri di Di Natale, colpita di testa da un difensore, calcio d'angolo, poi sul calcio d'angolo purtroppo niente. Morris, quel calcio di punizione, se non lo beccava di testa il difensore... Ma il portiere c'era però. C'era dietro? Andrea, c'era il portiere dietro? Sì, c'era anche secondo me, sì. Non era così insidioso, ecco. Beh, ma era una bella staffilata, sì, no? sì, a livello di potenza sì. Stefano? Beh, sarebbe stato da vedere. Sì, mi sarebbe piaciuto vedere. Voglio ricordarvi che, visto che voi siete gobbi malefici, anche giovedì c'era il portiere sulla punizione di Pirlo, solo che era talmente potente. Scuffetta è uscito fuori dai pali. Scuffetta stava facendo un disastro. Ecco. C'è mancato poco. Comunque anche lui fa i suoi errori, voglio dire. Ricordiamo che Scuffet ha ancora 17 anni e oramai è titolare inamovibile, oltre che della nazionale Under 20, anche dell'Udinese, e tra parentesi sembra che Prandelli stia pensando di portarlo come terzo portiere. Dove? Ai mondiali. Dove? In Brasile. Grandissima! Gemma! C'è un aggiornamento per l'eccellenza, Fontanafredda 1, Tricesimo 1. Sì. E poi è arrivato un messaggio che dice così: un saluto a Giovanni che ho conosciuto un paio di settimane fa, io pensavo in un bar, invece ha un autonoleggio stranamente di Pordenone e con cui ho chiacchierato piacevolmente di calcio. Non si firma, non si sa chi è, tuo cugino, Sì, mi ricordo, eravamo all'autosistema a Pordenone. Uomo o donna? Era uomo. Eccolo. Sì, eravamo all'autosistema, mi ha riconosciuto, abbiamo parlato un po' insieme. Grazie. Non mi ricordo come si chiama, scusami, perché... Comunque grazie che ci segui. E non si è neanche firmato purtroppo. Vabbè. E poi c'è un messaggio WhatsApp che dice: si può iniziare a conoscere qualcosa degli invitati? No.
C'è la pubblicità. Dopo la pubblicità. Sì. Questa è la moglie di Andrea Cia. No. Dici di no? Non segue. Dico di no, perché so che è via. Però dov'è? Ha acceso il televisore, ha visto che non ti faceva... Non so se c'è la televisione, non credo, sai. Dove è andata, scusa? Dopo chiamo. Dopo chiami. Dopo indaghiamo. Va bene, allora io vi ricordo ancora i due giochi, l'un per due. L'un per due, la nostra schedina. Ma visto che c'è il vino, chiamiamolo invece che 1x2 1 per 2, che è più bello. L'un per due. Da indovinare il segno di Udinese Sassuolo e Sampdoria Verona. Per il momento siamo su X1, ma c'è tempo per cambiare. Avete tempo fino alle 16 però. Sì. SMS WhatsApp al 348 29 47 672, in palio 6 bottiglie di vino, 3 di nero, Montepulciano, eccole lì, e 3 di Chardonnay grazie al Pasha Group. Benissimo, invece c'è il nostro solito gioco 3 su 3, due risultati sono già acquisiti, ovvero sia Tamai Pordenone 0-3 e Belluno Marano 1-1. C'è da indovinare in questo caso il risoltato esatto di Udinese Sassuolo. Esatto, Udinese Sassuolo. Anche qui tempo fino alle 16, giocate pure al solito numero di telefono, via SMS o via WhatsApp. Esatto, il numero è sempre quello. Ho già visto che stanno incasinando la vita perché scrivono X di qua, 2 di... Esatto, certo. È bellissimo, sarà bello riuscire a capire dopo se e chi ha vinto qualche cosa. Va bene, ricordiamo il premio, sempre l'asciugatrice Electrolux Solarex, grazie ai nostri amici di InOutlet. A Udine non succede assolutamente zero. Siamo al 24esimo, esatto. Abbondante. E allora, noi ci fermiamo, andiamo a stappare una bottiglie... Io voglio la Chardonnay. Montepulciano o Chardonnay? No, Chardonnay, dai. Però ci vorrebbe un... Prima della pausa la Sampdoria è 2-0. Allora, 2 già? Sampdoria 2, quindi risultato quasi in quindi fresca. Chi aveva giocato l'1? Tu avevi giocato l'1? Proprio arrabbiato, sì. Lui aveva giocato l'1. Lui aveva giocato l'1. Io avevo messo 2. Tu avevi messo 2. Ero arrabbiatissimo io all'intervista. Arrabbiatissimo. E allora Sampdoria 2, Verona 0. Esatto. Aspettiamo un attimo, vediamo se arriva alla Pomela anche come prima è arrivato il marcatore con un leggermente... Renan ha segnato. Renan. Esiste? Se lo stai inventando? No, non me lo sto inventando. Perché avete sta faccia? Fai lo spelling, scusa. Aiuto. Vabbè, intanto vi do un aggiornamento di Serie D. Fersina Preginese 1, la Fenadora 2. E allora, andiamo Ci anche... interessa? Bah, relativamente. Però io ve lo dico. Ci interessa perché seguiamo... Sai che io voglio bene alle trentine. La Fenadora non è trentina. Beh, ma la Fersina sì però. È in provincia di Belluno. Ma la Fersina? Vabbè. Ed è anche ultima. Questa abbiamo, questa dobbiamo tenerci. Attenzione! L'Udinese va in gol ed è sempre lui, abbiamo fatto bene ad aspettare la pubblicità. Gol di Totò Di Natale, incredibilmente di testa. Non ci crederete, ma ha segnato di testa. Era inginocchiato, ma l'ha messa di testa. Una bella azione sulla destra, no? Vediamo adesso il replay, un lancio sulla destra. Chi è quello lì? Basta? No? Si basta. Poi al centro un rimpallo che favorisce la palla. Pinzi entra, tirava un rimpallo. La palla arriva vicino a Totò Di Natale che si inginocchia. Beh, veramente un gran colpo di quello che si dice. Le donne ce l'hanno bellissimo quella parte del colpo di solito. Dipende. Beh, quelle che piacciono a me sì. Certo, ecco sì. E allora ci lasciamo con Udinese 1, Sassuolo 0, gol di Natale che sale a quota 10 finalmente, va in doppia cifra. Ci sono... Che devo fare? Non so. 4 minuti? Brava. Sempre quelli? Sempre quelli. Insomma, invece decidi di fare qualcosa di nuovo. No, cosa vuoi sempre fare? la stessa cosa. 4 minuti e poi torniamo con l'altra domenica, allo Sport Triveneto in poltrona. A tra poco. L'autoscuola Cordonese ha due obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia.
Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis, la nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inautre e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza. A casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. In Outlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. In Outlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria. In Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Pordenone, Ponte Meduna, aperto 24 ore. Una pausa, uno snack, l'aperitivo, una grande sala slot con i giochi all'avanguardia e tutti i servizi. Pascià Azzano Decimo, in piazza, uno splendido Pascià per vivere momenti di allegria. Le serate sempre movimentate, una sala slot ed una grande sala freccette. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano. La cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. in poltrona, qui noi ci divertiamo. Sì, assolutamente. Molto. Nel frattempo, il sassone in avanti. Niente, posso salutare Alessio Antonio? Assolutamente, prego. Saluto Alessio Antonio che ci hanno scritto su Facebook invitandoci alla
paella di beneficenza del 6 aprile. Noi giriamo l'invito a tutti i nostri telespettatori perché noi saremo qui a lavorare. E di dove si trova anche perché... Allora, adesso ve lo leggo. 6 aprile a Tavella di Fiume Veneto, provincia di Pordenone, alle 12:30 e alle 15 torneo di briscola. Bellissimo quello. Mentre Scuffetta esce a pugni chiusi, cosa che gli altri portieri a Udine non hanno molta idea di come si fa. È una paella di beneficenza, quindi parte del raccolto sarà utilizzato per l'associazione di Gabbiano, amici dell'Hospice. In contropiede Pereira, niente da fare, l'hanno buttato giù e infatti è fallo al limite dell'area con ammonizione di, non so chi sia questo, del Sassuolo. Cannavaro. Non sai ancora chi vivo? È vivo, guarda il fratello È il giovane, fratello, che ha 62 è ancora anni. vivo? Pereira se ne stava veramente andando, è fortissimo, Pereira è veramente forte, e mentre qua vediamo l'uscita a pugni chiusi di Scuffet, protetto comunque da un difensore dell'Udinese sul primo palo. Allora stiamo un attimino, perché dopo abbiamo altre cose da vedere, cerchiamo di seguire questo calcio di punizione. Questa qua è una delle mattonelle preferite di Totò. Se facesse una doppietta oggi Totò non sarebbe male. Così mettiamo anche questa in fresca insieme alle bottiglie di vino, no? Perché finire il primo tempo con un 2-0. Pereira si è fatto male perché ha battuto la testa cadendo all'indietro, non perché per il fallo subito, vero Andrea? Sì, ha battuto la testa chiamiamola colluttazione. Sì, del fallo. È caduto, ha battuto la testa abbastanza forte. Sì. Allora, nel frattempo, mentre aspettiamo il calcio di punizione, Gemma. Torniamo sui campi, andiamo a Chions dove Giampaolo ci racconta un infortunio. Allora Giampaolo, a te la linea. Sì, siamo 32esimo con 0-0 tra Chions e Class Weppen, partita sicuramente molto vivace da entrambe le formazioni, ma l'unica nota da segnalare è appunto, a parte nessuna occasione da entrambe le parti, però l'unica nota da segnalare è l'infortunio al 12esimo di Vries, in seguito alla brutta entrata di Modo sulla caviglia destra di Vries che l'ha costretto ad abbandonare il campo, quindi consideriamo appunto le già deficitarie forze a disposizione di Vittore e anche l'ulteriore tegola su con Vries. Sicuramente adesso il Chions lo stringe ancora un po' i denti per portare a casa questa partita. Scusami Giampaolo, ti devo interrompere perché a Udine c'è un calcio di rigore su calcio di punizione di Di Natale, un fallo di mani in barriera, naturalmente quelli del Sassuolo, vediamo l'azione, se c'era. Assolutamente non l'ha preso della schiena. Ma cosa guardano questi arbitri? Vediamo da questa posizione. Vediamo da qua se... Ma no, schiena piena, incredibile. Giampaolo, come vedi, non solo a Chios succedono robe strane, prego. Sì, no, dicevo appunto, partita vivace, adesso c'è stata un'occasione in contropiede del Chios con Alberto, che ha tirato molto sicuro, ma un difensore ha ribattuto, diciamo, sul corpo, quindi sostanzialmente nulla è fatto, partita ancora sullo 0-0. Va bene, grazie Giampaolo. Di Natale ha deciso di omaggiare, doveva farlo prima sto lavoro forse, ha omaggiato quelli che non ci sono in curva nord spedendo la palla direttamente, ha fatto diciamo come un calcio di punizione quelli però del rugby e dopo si è accorto che sul dischetto del rigore c'erano varie cose, però voglio dire, un professionista del suo calibro penso che quando va ad appoggiare il pallone prima pesta il campo e non lo pesta dopo quando la scala è ventata. Peccato, quindi rigore sbagliato per l'Udinese, è il secondo errore quest'anno mi sembra che faccia Di Natale dal dischetto del rigore. Se da casa, ma siccome da casa sono attentissimi... Sì, scriveteci se avete visto qualcosa di diverso. No, se mi correggete se sono il secondo calcio di rigore che sbaglia. Secondo me questo... Uno parato? Allora forse sono tre allora, perché mi sembra che già un altro ne ha buttato fuori. Secondo me sono 2 calci di rigore sbagliati in questa stagione per Di Natale. Se non ho ragione scriveteci pure un sms o un WhatsApp naturalmente. Come continuate a giocare ai nostri 2 giochi, l'1 per 2 e il 3. Che razza di stupidi. Allora è vero. Ti devo aggiornare. Esatto. L'Atalanta è passata in vantaggio contro l'Inter. Quindi Atalanta 1, incredibile questo risultato, Atalanta 1, Inter 0, adesso un attimino arriverà anche il gol, prima ricordiamo il gol è di Renan, quello della Sampdoria, grazie a Pamela. Bonaventura che è un giocatore veramente Sempre a me la domanda. Cosa che seguo io la Serie A. Bonaventura è un giocatore di chi? Non sapevo che dovevo studiarmi anche le squadre. No, di che squadra è Bonaventura? Di che squadra è? È dell'Atalanta. Dell'Atalanta ed è un... Che? Difensore, attaccante. Mi chiedi troppo. Ecco. È un centrocampista che naturalmente tu sai che è stato convocato anche da
Prandelli. Grande! Bellissima! Sempre in Brasile finiamo. Sì, no, sembra che anche con una Vado vettura... anch'io in Brasile, Vai anche quasi tu in quasi. Brasile. L'Inter ha pareggiato. L'Inter ha pareggiato, incredibile, in Serie A, quindi 1-1, quindi palla al centro, Quindi aggiorniamo quindi Atalanta-Inter 1-1 e dell'Inter ha segnato ovviamente... Aspetta. Aspetta, non mi sembra che la rosa del... Morris, aspetta, forse nella primavera. Nella primavera dell'Inter. Aspetta, nel senso che... Giusto per oggi. Vediamo se riusciamo a dare questa No, non riesco, te lo do dopo. Non ci se la fa. Non Gemma. Non ce la faccio. Abbiamo special guest oggi Cleo. Un intervento veloce non poteva mancare però. Allora, Cleo fa bravo in collegamento da San Vito, buongiorno a tutti. Buongiorno Cleofa, cosa combini? Ti sento tristissimo, Cleofa. No, purtroppo non è una grandissima partita da vedere, che sia. Probabilmente i punti in palio oggi sono molto importanti, allora la partita non è bellissima, anzi direi piuttosto bruttina. In questo momento il Droc è in vantaggio, però insomma ha tutte le possibilità a San Vitese per rifarsi, visto che dall'altra parte non ho visto grandi cose. Ho capito. Allora Cleofa, noi nelle scorse settimane, anche io e te al telefono, parlavamo del fatto che, se ti ricordi, io ero convinto che il Pordenone potesse farcela a rimontare quei 5 punti. E insomma, siamo arrivati a -1. Sì, bisogna ricordarsi che anche però il Pordenone deve andare a Belluno, che non è una trasferta alquanto facile. Quindi io penso che la settimana prossima, non quella che viene adesso, ma quella successiva, al 6 aprile, sarà importante perché il Marano avrà una partita molto difficile e il Pordenone andrà a Belluno. Ecco, lì io penso, perché ormai è una questione solo di un punto. Allora, se un punto vuol dire che un pareggio e l'altra vince e viene sorpassata, in questo caso il Marano. Quindi anche il Marano non può più sbagliare. Adesso mancano 6 giornate. Sì. Chi fa un pareggio ha perso il campionato. Tu dici che si risolve così? Sì, io penso che si risolva così. Ecco. Perché le partite dicono che ci sono circa 3 o 4 gare, non dico semplici, ma alquanto non dovrebbero essere difficili per queste due squadre. Dopo le due trasferte, sia per Belluno e dopo la San Vitese per entrambe le squadre. Ecco, per ricordiamo... Pordenone e anche per Marano. Ecco, ricordiamo anche, Cleofa, che potrebbe essere la Triestina Lago della Bilancia, in quanto la domenica prossima o sabato ci sarà Marano-Triestina e poi dopo 2 domeniche, ovvero sia la 31esima giornata, ovvero sia il 13 di aprile, ci sarà Pordenone-Triestina. Sì, io non vedo questa grossissima difficoltà con la Triestina sia per entrambe, anche se dobbiamo ricordare che domenica prossima c'è Marano, giustamente Fiorentina, con Ferretti squalificato, quindi ecco. È questo l'importante, è come che mancasse Zubin o Pordenone, insomma. Ecco. Sì, anche se forse Zubin è più risolutivo di Ferretti. Ma Ferretti fa gol importanti, magari Zubin ne fa anche 2 su una gara, invece Ferretti ne fa, a parte una partita ne ha fatti 3, ne fa 1 per gara importanti, ieri è stato importante infatti. Ecco, quindi la panchina del Pordenone potrà vincere il campionato in questo momento, perché la panchina è più lunga. È più lunga e forse anche più tecnica. Sì, la squadra come ho detto è più forte quella del Pordenone. Sì. Mi è piaciuto nel gioco un po' più il Marano, però non dopo conta la qualità, quindi la qualità alla fine verrà fuori sicuramente. Ecco, in questo momento vengono fuori la qualità e la panchina del Pordenone, probabilmente c'è un po' di stanchezza e adesso subentra anche un po' di paura da parte del Marano. Quindi è tutto da vedere. Io davo per scontato, allora all'inizio l'ha buttato via il Pordenone il campionato, sì. Adesso lo sta buttando via il Marano, sì. Quindi ne vedremo ancora dalle belle, ho paura. Ecco, Cleofa, dicevo prima e volevo da te un tuo commento, non è che forse il Pordenone appunto ha avuto delle battute, diciamo così, a parte quella col Tamai, dei rallentamenti proprio perché stava inanellando una riga di risultati utili consecutivi e adesso la stessa cosa sta succedendo al Marano? Potrebbe essere, ci sono tante componenti, nel calcio certo. Le componenti tante volte non sono neanche giudicabili perché non si può immaginare da una domenica all'altra, c'è una grande prestazione dopo una battuta d'arresto come ha fatto il Pordenone a San Paolo Padova, sì. Che diciamo che 3 punti lì stanno costando moltissimo
al Pordenone, però potrebbe subentrare anche al Marano una partita del genere, perché dovrà incontrare anche qualche squadra che lotta per la salvezza e quindi guarda, io penso che il Marano sta buttando via il campionato, in questo momento ho anche paura, perché adesso deve vincerle tutte, se no il Pordenone è dietro, l'approfitta subito. E in più tu credi anche alla statistica, ovvero sia il Marano è troppo tempo che non perde e prima o poi una la perde? Non so, io penso che è il pareggio che magari può fermare il Marano, magari una partita, perché dopo recupera sempre, però ultimamente recupera e pareggia, non vince più. Sì. Ecco, mancano rimangono energie per chiudere le partite. Sì. È difficile, in questo momento di testa sta meglio il Pordenone, però la classifica è il Marano in primo ancora, con punto, quindi ovviamente quel punto è difficile da recuperare, sembra facile, ma con due squadre che tendono a vincere sempre non è facile, dove perderanno un punto o 2 punti. Ecco, allora siccome tu sei una zecca pronostici, uno l'hai fatto qua in diretta con noi, adesso quest'oggi, ovvero sia il 23 di marzo alle 15:45, 44, ci dici chi va in Lega Pro, secco. Allora, te lo dico perché è una mia speranza, però in questo momento sto capendo una cosa. Io dico che vanno allo spareggio. Tu dici che vanno allo spareggio? Sì. Ecco, quindi ci dovrà essere un ulteriore Pordenone-Marano, Marano-Pordenone che verrà giocato, ricordiamo, in campo neutro, vero? Sì. Ecco, quindi per Cleo Fabrao il campionato avrà uno strascico, uno spareggio, perché ricordiamo che questi geni che hanno fatto il regolamento della Serie D di quest'anno tra play-off e play-out, nel caso in cui le due squadre arrivino in testa, non conta la differenza reti, non contano gli scontri diretti, ma fanno uno spareggio. E penso che sia la soluzione più giusta per queste due squadre. Secondo me invece gli scontri diretti era più giusto, perché nell'arco della stagione, se il Pordenone una volta vinto, una volta pareggiato, la differenza reti forse no, ma gli scontri diretti sì. Sì, questo è anche vero, però secondo me la fine sarebbe con la conclusione di un spareggio. Anche se devo dire la verità, il girone non è che abbia dimostrato grandi qualità tecniche, visto che mancavano l'altro anno, sono andati in Serie C 3 squadre, poi San Bonifacese, Legnago, Clodiense sono andati negli altri gironi, a parte queste due squadre e la novità Zironelli della Sacilese, non ho visto un grande campionato. Ecco. Diciamo proprio livellato verso il basso, Cleofa. Beh, se oggi veniamo da questa partita, diciamo molto verso il basso, ma qua la posta in paglia è importante, può darsi che anche questo metta in difficoltà entrambe le squadre, anche se questo è il draw, io la prima volta che vedo, forse una squadra o più dell'eccellenza, forse eccellenza promozione, direi. Vabbè, sì, questo è un mio giudizio personale. Sì, perché probabilmente se il draw o la Sanvitese incontrano il Carasso Pen negli ultimi tempi non ce l'hanno molto facile, no? Sì, dopo oggi Sanvitese ha qualche anche ragazzo che non sta bene fisicamente, è arrivato giusto per fare la gara e si notano anche questi. Speriamo che non butti via un'occasione come oggi, perché è molto importante per San Vito, per tutta la provincia e per tutta la regione. Certo. Perfetto, Cleofa, intanto io ti ringrazio di questo collegamento, ma soprattutto dei tuoi commenti. E ti ringrazio, saluti a tutti. Grazie. Ciao, Cleofa, e annotiamoci il fatto che Cleofa dice che si finisce con lo spareggio. Quindi non va su nessuna delle due. Nel frattempo ha pareggiato il Fincantieri Monfalcone. E allora vediamo di collegarci. Sentire Roberto magari. Fincantieri Monfalcone 2, Sacilese 2. E intanto che aspettiamo il collegamento, la Sampdoria ha fatto il terzo gol. Tombola! A Udine è finito il primo tempo come in tutta la Serie A, finisce con 1-0, però con gli ultimi minuti in cui il Sassuolo è andato in avanti. Nella metà campo dell'Udinese. Nella metà campo dell'Udinese, tutta l'Udinese dietro la e si è fatto male Floro Flores. Esatto. Sì, è uscito. Pochi tifosi dell'Udinese, ma gliel'ha mandata proprio. È scongiurato. È vero. Invece sai il famoso gol dell'Inter è stato segnato da Icardi. Icardi che torna al gol, questo è buono per l'Inter, che ha investito un sacco di soldi su questo giovane argentino. Ha detto che era la primavera, no? Sì, esatto. E diciamo che ultimamente è più famoso per questioni di letto piuttosto che questioni di campo. Anche se anche il letto è un campo, ma voglio dire, sì, con l'ex di Maxi Lopez, che tu sai chi è Maxi Lopez. Assolutamente no. Prego. Ci sono novità per l'eccellenza, Fontanafredda è tornato in vantaggio, quindi Fontanafredda 13° 2-1,
mentre Tolmezzo Carnia Cerlin Smuzzane 0-2. E mi hai chiesto Roby e Roby sia, eccolo qua. E allora stiamo ancora festeggiando il pareggio? Sì, anche se abbiamo rischiato un infortunio anche al portiere con un'entrata un po' scivolata di un giocatore dell'avversario che ha toccato sulla testa del nostro portiere, però insomma si è ripreso. Niente, dopo 5 minuti della ripresa, palla in attacco nostro, è entrato Dimitrio sulla palla, il portiere non è riuscito a fermarsi, l'ha toccato e ha fatto rigore, quindi 2-2. Ha segnato Princivalli sulla sinistra del portiere. Princivalli, scusami. Stiamo faticando molto, però è normale che sia così. Scusa Roberto, volevo informarti che Princivalli è un ex compagno di istituto della nostra sala. Non ti sto sentendo. Benissimo. Meglio. Non era niente di importante. Meglio che non senti. Parla allora. Allora ho detto che Princivalli è un ex compagno di istituto di Sara. Ah sì? Alle medie eravamo nella stessa scuola, sì. E lui già giocava a calcio, mi ricordo. Già giocava nella Triestina, sicuramente, forse anche in serie importante, penso. In che anno? Se posso essere indiscreto. Non mi dovrei fare dei conti, Roberto. È troppo difficile, ho capito. Vabbè, dai, 93, 92, 93. Beh, lui è del 79, quindi 14 anni, no? Giocava ancora nelle giovanili. Quindi presumo che fosse del 79? No, dell'80, non esageriamo Roberto. Il nostro giocatore è stato bocciato allora. Aspetta, no, ma lui era un anno avanti. Ecco. Ah sì? Io ero più piccola. Sì. Vabbè. Molto bello questo caramello di calcio. Fermala. Se abbiamo un altro gol in diretta. È uscito via palla, ha avuto la il giocatore del partito che è uscito fuori della non è successo. Io spero di disentirvi per comunicarvi un gol nostro. Tutto a posto Roberto? Dimmi? Tutto a posto, non è successo niente? No. Cosa hai detto? Sempre 2-2? Sì, sempre 2-2. Sì, ok, grazie Roberto. Grazie Roberto. Ci sentiamo dopo. Non difficoltà oggi perché sono proprio in mezzo ai tamburi qua. Sì, no, non si era capito, sai? Non si era capito. Va bene, grazie a Roberto Visintin, lo sentiamo più tardi, aggiorniamo dunque la Serie D, Fersina Perginese La Fenadora 1-2, Fincantieri Monfalcone Sacilese 2-2, Giorgione Vittorio Falmec 0-0, San Vitese Dro 0-1, Triestina Mezzocorona 0-0 e Trissino Valdagno Montebelluna 0-0. Gemma. Per la fine dei primi tempi abbiamo, se non ci sono ulteriori novità che devo ancora confermare, Chios Cras Repen 0-0, Fontanafredda Tricesimo 2-1, ISM Gradis Cazzanese 0-2, Lumignacco Rivignano 1-1, Tolmezzo Carnia Cerlins Muzzane 0-2 e San Daniele Gemonese 1-0. Quindi questa era l'eccellenza. Grazie Gemma. Grazie alla Gemma. Eccellenza, dunque risultati San Daniele che come tra virgolette doveva essere, sta vincendo sulla Gemonese, altri risultati particolari non ci sono perché la Zanese è sul 2-0 a Gradisca e ci può stare, e Fontanafredda è in vantaggio per 2-1, mentre sul Tricesimo, mentre a Chios, come sentivamo prima dal nostro amico inviato, siamo ancora sullo 0-0, questi sono i primi tempi. A Udine c'è anche la pausa come tutta la Serie A, e allora riepiloghiamo anche la Serie A. Allora, la Serie A, Bologna-Cagliari 0-0, Inter-Atalanta 1-1, Sampdoria-Verona 3-0, Udinese-Sassuolo 1-0. Ricordiamo che mancano solo 10 minuti per poter giocare i nostri due giochi. Tutti e due i giochi, l'1 per 2. Dai, 1x2, faccio la serie. L'1 per 2? L'1 per 2. Bisogna mettere il segno corretto, il segno di schedina corretto alle partite Udinese Sassuolo e Sampdoria Verona. Che se fossero finite adesso sarebbero che i due segni sarebbero? 1-1. Brava. Guarda che io Udinese 1, Sassuolo 0. C'è tempo fino alle 16. Sampdoria 3, Verona 0. Direi che Sampdoria Verona l'1 oramai 3-0, a meno che oramai lo potremmo anche un dare suicidio in campo della Sampdoria, no?
Dio, poi il abbiamo calcio il 3 su 3. insegna che... Non si può mai dire però 3 gol di vantaggio. 4 gol, ritengo che 4 gol del Verona, a meno che non rimanga alle 7 la Sampdoria, no? Mi sembra difficile. Ma non ho sentito ancora i tuoi fan tifosi della Sampdoria che ti scrivono di solito. È vero, Oggi niente. ci avranno da fare, staranno sì. festeggiando. Fan della Sampdoria, scrivetemi. Quelli che devono farti la pagina di tra parentesi. Quelli della Samp sono? Sono quelli della Samp, mi sembra, no? Però so che è arrivato un altro SMS qua, Andrea. Sì, durante la pausa. Durante la pausa, SMS, invece di scriverlo a noi, l'ha scritto a lui direttamente. Sì, no, mi ha scritto un carissimo amico. Sì. Mi ha detto che sto bene in TV. Ti vieni bene in video. No, ma dillo proprio come l'ha scritto. Come l'ha scritto? No, come l'ha scritto? Ha scritto in TV dialetto. Che sono proprio belli. Ecco, ma soprattutto daghe un bacio a Sara da parte mia. E allora adesso dà un bacio a Sara. Allora, non ti preoccupare, non ho la mononucleosi. No. Queste erano 2. Vabbè, dai. Vabbè, a posto. Qualcun altro vuol dare un bacio a Sara? Si chiama Michele. Ecco. Ciao Michele. Qualcun altro vuol dare un bacio a Sara? Così chiudiamo C'è i baci qualcuno dei per Sara. presenti, vuoi darmelo tu? Io Giovanni, no. Fa il burbero, ma in realtà. Sì. E amore. Adesso lo dico. Adesso lo dico. C'è qualcosa? Cosa ci devi dire, non lo Gemma? so. Ci hanno licenziati tutti? No, allora, siccome Roby fa fatica a sentirci allo stadio, ci ha chiamato il ai. fratello di Roby per dirci che appena abbiamo attaccato, la sua cinese ha segnato. Stanno perdendo 3-2. Ok, allora aggiorniamo. Però una bella partita a Monfalcone, Partitona. no? Partitona quando siamo più o meno. Più o meno fa 2 conti. Sto facendo al 25esimo. Sì, è facile ridere, Vincenzo. Vittorio. Come Vincenzo. Vabbè, Vabbè, cominciamo alle 2:30, 3:30, al 25esimo. al 25esimo, cosa ci Allora, vuole? incredibile, a Monfalcone è veramente la sagra del gol, c'è 2-3. Va bene, io direi che ci fermiamo per una pausa pubblicitaria perché abbiamo un'ora via di fila senza più interruzioni pubblicitarie. Ricordiamo che potete giocare ancora per 5 minuti. Ancora per 5 minuti all'1x2 al 3 su 3. 3 su 3 manca solo Udinese Sassuolo. Quindi Sì, davvero oggi portarsi a casa cos'è che si porta? L'asciugatrice solare. Beh, cambiate premio, eccola lì. Ma che cambiate premio? È da un mese che c'è allora, questa. abbiamo avuto l'asciugatrice, il frigorifero, la cantinetta e adesso c'è un'altra asciugatrice. Allora, a Pordenone si chiama Villa Serena, a Trieste? Me l'hai già consigliato. Sereni Orizzonti, A era Trieste. San Daniele. Però vieni con me. Oppure la Facciamo la Zaffiro coppietta. c'è Allora, anche. visto che Guarda che saremo i più giovani. Visto che andiamo in pubblicità, io voglio Visto che chiedere andiamo via. a Stefano. Ancora sempre Ti a prego. lui. No, ha detto che non c'è niente da fare, l'ha già detto. No, siccome tu sei sostegno psicologico. un responsabile amministrativo, ricordiamo, della Polimedica di Pradamano. Sì. La Polimedica è una di quelle strutture private dove ci si fanno vari esami, ci sono i medici. Sì, assolutamente. Trova un andrologo per questa donna. Un andrologo? Stai sbagliando. Te lo dico, Ti stai sbagliando proprio di brutto. Provvederemo anche a quello perché... Vabbè, Andrologo per signora, va bene. Signora, che riesce a capire cosa si può fare per la memoria di questa donna. Solo per la memoria, ci occupiamo solo di quello. Ma per il resto a me non interessa, quindi va bene. No, perché secondo me poi se trovi la soluzione di migliorare questa donna, sai quanta gente in più ti viene? Assolutamente, sì. Poi, può essere un proprio nuovo come mercato. seguiamo poi poi seguiamo il percorso anche. evolutivo, no? E naturalmente pensa quanta gente. Facciamo sperimentazione Non si fa sugli animali, si fa sugli umani. Sulla Sara, infatti. Perfetto. Benissimo, 4 minuti e poi forse. Se non è già Pradamano. Se non sono già arrivata con l'ambulanza, forse ci sono anch'io. L'altra domenica allo Sparto Triveneto in poltrona. A dopo. L'autoscuola Cordenonese ha 2 obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Di
Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis! La nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inoutlets e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza. A casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. Inoutlets, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Inoutlets, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria. In Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Casarsa della Delizia, aperto 24 ore. Un'ampia terrazza con tutte le partite, ideale per le feste. Gli snacks, tutti i servizi online. La nuovissima sala slot con le videolottery ed i giochi più avvincenti e moderni. Pascià San Vito al Tagliamento, giovane, allegro per le colazioni, gli aperitivi, le grandi serate ed una grande sala slot per giocare alla fortuna. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto. Stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Stavamo allegramente discutendo su andrologia in questo momento. Durante la pausa, il collegamento con Piero Antonio Stella. Più che un andrologo, ginecologo, chiamerei un veterinario. Anche? Potrebbe non essere una
cattiva idea. Esatto. Sì, così prendiamo dentro tutti. Allora abbiamo Pierantonio Stella in collegamento. Pierantonio, sta riuscendo il colpaccio? Sì, Giovanni, un collegamento un attimo, quantomeno per il risultato già lo sapete, ma per ribadire insomma che veramente oggi non ci si annoia qui a Monfalcone, è una gara veramente vibrante, spettacolare, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Adesso in questo momento sta conducendo la Sacilese, come sapete, 3-2 grazie a un'autentica prodezza di Grion della distanza, ma la partita continua a rimanere apertissima. Manca circa un quarto d'ora adesso alla fine e sono entrate forze fresche nella Sacilese, è entrato Ferreira ed è entrato Fraccaro al posto di Craviari e del giovane Alves De Lira, ed è stato proprio il portoghese Ferreira a sfiorare pochi minuti fa anche il gol del 4-2. Adesso una ammonizione in diretta per il giovane Peressini della Sacilese e punizione sulla 3/4 per l'UFM. Comunque ribadisco il risultato 3-2 per la Sacilese, veramente partita ricchissima di emozioni e di gol. Molto bene, grazie a Pierantonio. Naturalmente ci colleghiamo sicuramente per il fine partita con te, perché lì dobbiamo spiegare che lì a Monfalcone abbiamo anche il nostro Roberto Visentin, quindi facciamo pampotto tra te e lui in questa partita. Cosa facciamo? Pampotto? Perfetto, a più tardi. Ciao, grazie Pierantonio. Pampotto è quando tu sei su Mixer Sì. e dal canale destro vai sul canale sinistro, quello si chiama Pampot, vero Ma in che Andrea? lingua? Yes, Ma è una roba italiana? No, è inglese, ovviamente. Pampot, io non ho mai sentito. Ah, ma tu non sei nel Vabbè. mondo della musica, Sì, Loris, vero? Gemma. Volevo salutare un amico scritto un po' di tempo fa. Diceva: Pamela, sei stupenda come una dea. Giovanni, dalle un bacio da parte mia. Oh, ma c'è tutto uno scambio di baci oggi? Stefano, prego, ti delego a baciare Pamela. Non so se si può delegare un bacino. Ma sì, Vabbè, perché lui è l'abbiamo anche un delegato. amministratore, o meglio, è un consigliere comunale, E quindi- quindi comunque è delegato. Può avere la No, delega. però io te lo delego. Prego. Abbiamo l'armata blu cerchiata, nessuno mai ci fermerà. Ah, ecco, mancavano oggi, Grande Sara, oggi ci regali grandi gioie. Ciao Armata. Armata, nel Cerchiata. frattempo l'Udinese Tre gol avete fatto. è cominciato il secondo tempo, volevo dire, a Udine da 2 minuti, Sì. e l'Udinese è costantemente nella metacampo del Sassuolo. Quindi credo, domanda per tutti gli ospiti, che negli spogliatoi Guido lì non è Qualcosa che gli abbia ha detto. detto bravi ragazzi. Esatto. Cosa pensate voi? Morris? Assolutamente, perché la partita era chiusa col rigore. Col rigore. E invece, e dunque la partita, essendo in bilico per tutto il secondo tempo, bisogna cercare almeno il 2-0 per poi metterla un po' in tranquillità. O sono Perché iniziati i lavori dello stadio dall'altra parte. anche senza Flores comunque rimane pericoloso. Sono iniziati I lavori dello stadio, cominciati i lavori nella metacampo. Che adesso è il Sassuolo che gioca nella metacampo sotto la curva nord, dove ha girato lo stadio. dove Di Natale ha sbagliato il rigore per colpa di una montagnetta lì, insomma, dove c'era il dischetto, e giustamente è andato a sistemarlo dopo. a pianificarla Per il prossimo rigore. dopo, per il prossimo rigore, che però in questo caso lo La segnerebbe. Sampdoria 4-0. 4-0, clamoroso. L'armata blu cerchiata sono gli Nello amici miei. spogliatoio era contento. Ha segnato Soriano. Soriano, ha segnato Soriano, ex giocatore del Sempre più difficile qui. Ma Dio santissimo. Ci vorrebbe Omar Costantini del per queste Torino. domande. Non serve Costantini, ne so anch'io. Pareggio della Fersina. Fersina Perginese 2, la Fenadora 2. Poi Soriano sembrava, no? Dennis? Lore, scusami. Soriano sembrava a suo tempo sembrava che fosse un giovane, diciamo, molto, molto importante, no? Era anche in Under 21 eccetera, e poi si è perso per strada un po', no? Quella sera fine che ha fatto poi anche Sansone, ti ricordi Sansone a inizio carriera, quando era nel Torino, poi segnava un sacco di gol al Torino nella Serie B, mi sembra quell'anno. Sì. No? Ma è un buon giocatore, veloce, poi non è altissimo, quindi nel Parma ha fatto anche abbastanza bene. Sansone sì. Ha fatto molto bene, ha fatto la fatto doppietta dei gol decisivi. Soriano importanti. doppietta nella Sampdoria addirittura oggi. Vedi? Nel frattempo c'è un calcio di punizione per il Sassuolo, palla in mezzo, ma c'è stato un fallo al limite dell'area piccola, calcio di punizione a favore dell'Udinese. Mi sembra benissimo. Ancora un aggiornamento per la Serie D mentre recuperiamo il segnale di Sky. Giorgione 0, Vittorio Falmec 1. Riecco il segnale. E allora vado a riepilogare i risultati della Serie D quando manca più o meno un quarto d'ora, 10 minuti scusate, più recupero alla fine. Fersina Perginese La Fenadora 2-2, Fincantieri Monfalcone Sacilese 2-3,
Giorgione e Vittorio Falmec 0-1, San Vitese se riesco a dire 0-1, Triestina Mezzocorone, Trissino Valdagno Montebelluna 0-0. Questo quando mancano più o meno, ripetiamo, 10 minuti più i classici recuperi della Serie D. Nel frattempo l'Udinese in avanti con un'azione manovrata dalla destra da Basta, palla in mezzo, Di Natale non la prende di testa ovviamente. C'è un bel ping pong, no? In questo momento tutti alle viva il parroco, sia da una parte che dall'altra. Questa è la Serie A, signori miei, ecco. Sì, no, ma questa è la Serie A. Ricordiamo che stiamo vedendo un campionato di Serie A, è una partita di Serie A, e sinceramente a volte, non perché adesso l'Udinese, ma anche se si vedono altre partite, si capisce guardando le partite del campionato di Serie A perché le squadre italiane in Europa regolarmente vengono mandate a casa. Nel frattempo l'Udinese in avanti, si impapera a centrale, non ho visto chi. Di Natale. No, era un altro questo qua, non era Di Natale, era sulla destra. Adesso riprende la palla al Sassuolo che cerca di andare in ripartenza, perché contropiede non si può più dire, e invece l'Udinese chiude. Va bene, dunque per quanto riguarda, facciamo un riepilogo anche della Serie A, Pamela, allora, anche se sono solo 4 partite alla fine questo pomeriggio. Bologna-Cagliari 0-0, Inter-Atalanta 1-1, Sampdoria-Verona 4-0, Udinese-Sassuolo 1-0. Bene. Quindi chi ha scommesso sull'1 della Samp... E anche in questo momento, con la nostra schedina, esatto, infatti. E anche sull'Udinese in questo momento. E anche sull'Udinese in questo momento. Si porta a casa queste 6 bocce facili. Neanche male. 3 bianche e 3 nere. Si portale via allora. No, avevi messo 1 tu, Udinese? Sì, lui 1-1. Benissimo. Ti hai messo 1-1, benissimo. Allora, vediamo anche l'eccellenza, facciamo una ricapitolazione dell'eccellenza, quando anche in eccellenza sono più o meno all'8° minuto. Chioscra Srepen 0-0, Fontana Fredda 3° 2-1, ISM Gradisca Cazzanese 0-2, Lumignacco Rivignano 1-1, Tolmezzo Carnia Ciarlis Muzzane 0-2, San Daniele Gemonese 1-0. Ecco. Allora, vediamo, basta che risalta tutti, peccato, proprio il tiro gli viene ribattuto dall'ultimo difensore che si trova davanti più o meno poco prima dell'altezza del dischetto del rigore. Allora Stefano, tu sei consigliere comunale a Campoformido, sì, e nel ruolo di oppositore, no? Alla posizione. Sì. Ecco, e so che mi dicevi prima fuori onda che andate alle elezioni a maggio con le europee. Sì, assieme alle europee sì, che c'è il famoso Election Day, no? Election Day anche per noi, sì, anche per assolutamente. È bella cosa l'Election Day. Sì, per carità, insomma, lo spirito per andare a voler rinnovare un qualcosa, insomma, è quello l'animo con cui ci presentiamo, insomma, e ci ripresenteremo anche questa volta. Certo. E tu ti prenderai in una lista con un candidato sindaco o appoggerai un sindaco candidato che non è nella tua lista? Bella domanda. Non lo sapete ancora. No, le idee ce le abbiamo abbastanza chiare e dobbiamo un attimino schiarirle anche fra di noi, visto che non saremo solo noi a presentare questo candidato. Una coalizione sarà, sì, assolutamente sì. I propositi sono tanti, e fra cui anche quello di cui accennavo prima riguardo allo sport, insomma, esatto, prego, parlo da noi c'è una realtà locale che è la nomino il 3 Stelle, insomma, è più che quello che è l'interesse, al di là della sportività e delle capacità tecniche, insomma, dei nostri giocatori che si presenteranno in campo e spero vincano quanto più possibile, e anche lo spirito proprio della sportività che vorremmo enfatizzare noi, cioè il fatto che un ragazzino che va a giocare ok, fermami. Un ragazzino che va a giocare, che va... Se ne è impaurito perché c'era il Sassuolo in avanti. Scusate, insomma, giocando a calcio, giocando qualsiasi sport, cresce senz'altro in modo più sano, cresce con dei valori, dei principi che sicuramente sono un qualcosa di positivo anche per la stessa persona, senza che poi possa ambire a diventare un campione, ma comunque è un valore aggiunto che possiamo dare ai nostri stessi cittadini. E per evitare di trascurare queste realtà, cosa che secondo noi è stata fatta in questi anni, senz'altro dovremmo tenere un occhio di riguardo per questa realtà locale, che fra parentesi dico anche ha collaborato addirittura con l'Atalanta, che è una delle maggiori realtà giovanili del a livello di livello nazionale. In effetti l'Atalanta ha sfornato tutti gli ultimi grandi campioni italiani, no? Sì, assolutamente sì. E quindi attenzione al mondo dello sport, è uno dei punti, anzi proprio un punto di orgoglio mio che voglio portare avanti per la prossima tornata elettorale. Ecco, essere comunque all'interno di un'amministrazione, anche se come consigliere quindi di opposizione, in una cittadina come Campoformido, che
diciamo l'Interland udinese di Udine, Sì, città, della diciamo, cintura udinese, della sì, cintura udinese. In più con un aeroporto attaccato, quello di Rivolto, crea particolari difficoltà, forse perché Udine visto che siete molto vicini, più con Udine come città che non vivere il proprio territorio, il proprio paese, no? Assolutamente, perché siamo caricati su quella che è Udine anche come realtà vissuta, cioè certo. La gente va a lavorare, va a vivere, va a fare le proprie attività a Udine, certo. E noi ci troviamo quello che è una delle grosse piaghe nostre, è il traffico veicolare che ci passa attraverso, insomma. Anche perché ricordiamo che la Pontebana proprio passa in mezzo al paese ed è una delle nostre piaghe. Certo. Sì. E c'è la disgrazia, diciamo, altro aspetto che vorremmo portare all'attenzione, la disgrazia dei cittadini di Campoformino, quelli di una certa fascia d'età, cioè i ragazzi, i giovani, che si trovano praticamente tagliati fuori, ossia realtà locali più al di fuori di quella che è la fascia udinese, si trovano ad avere delle attività locali e quindi riescono a viversi, che ne so, anche ad esempio il sabato sera. E invece in questa fascia, in questo contermine, dove questi ragazzini magari non hanno ancora la patente per potersene andare a vivere sabato sera certo. a Udine, si trovano a non aver nulla da fare anche. Diciamo che ha riaperto un locale storico vicino a Campoformino, che è l'Agorà, diciamo pure, città, da poco tempo. Da poco tempo, sì, è lì vicino, insomma. E quindi diciamo comunque c'è un punto, tra virgolette, di aggregazione che può essere di aggregazione, però insomma un pochettino d'attenzione dovremmo farla anche noi amministratori, certo. Insomma non solo le iniziative private, o comunque senz'altro dare una mano a quelle che possono essere le iniziative private, insomma, sì. Certo. E invece poi tu sei anche amministratore, responsabile amministrativo della Polimedica di Bradamano. Sì, ma l'andrologo. No. Avete già un andrologo dentro? O no? No, beh, ma insomma. L'andrologo non c'è. Da donna no, sicuro. Da donna non c'è. Da donna non c'è il modello. Non penso che esista. No? Sarebbe siccome si parla tanto di fare sperimentazione, no? Di andare avanti, di investimenti sulla scienza, eccetera, potrebbe essere per la Polimedica un buon investimento, unici al mondo a cercare l'andrologo per donna. Sì, assolutamente. Ho la sensazione che tu voglia vivisezionare Sara. Sì. Praticamente. A me mi sembra vivisezionare quello che c'è. Non è che troverai delle sorprese al suo interno qua, solamente in quella parte lì, perché ogni tanto lei si perde via. Non riesco a capire se sono difficoltà di memoria dovuti a distrazione molto o all'età. E tu non arrivi, capito? Tu dici. È così. Allora, Udine siamo ancora 1-0. Sì, però io ho un aggiornamento per quanto riguarda la Serie D. Triestino Valdagno 1, Montebelluna 0. Benissimo, aggiorniamo subito. E quindi diciamo in questo momento in Serie D rimane solamente 0-0 Triestina Mezzocorona, perché tutti hanno segnato. Facciamo il riepilogo quando mancano solo i minuti di recupero in Serie D. Nel frattempo l'Udinese in avanti. Perché Gemma ha qualche notizia forse. Sì, ha chiamato Marco, l'inviato speciale Ciao di Sara. Marco, è il mio inviato. Sì, sempre molto carino. Ma perché non me lo passi mai? E non vuole intervenire in diretta. Ma è timidone. Ci provo la prossima volta. Ho detto che la Triestina è 0-0, ecco, invece ci smentisce. Allora, Triestina 1, Mezzocorona 0 al 42esimo, ma la Triestina sta giocando in 9. Guarda com'è preciso. Incredibile. Quindi Chi ha detto il marcatore? Chi ha detto che ha segnato? Me l'ha detto, ma avete urlato di là e non ho sentito lui. Godeas, te lo dico io. Ecco. Credo io, non so se sia Godeas. Però i miei inviati sono precisi. Hai visto i miei fan? Quindi tu in tutta la Serie D sei segnato, vedi, forse fa bene dire, no? Questo non è variato, invece era proprio quello che era variato in quel momento. E allora, Persinese la Fenadora. Sì, quando fa questi discorsi annuiamo tutti insieme. E su queste cose che tu scivoli. Guarda che tutti ti hanno guardato. No, perché io ho appena detto che l'unico risultato che non era cambiato era Triestina, Mezzocorona. Abbiamo capito, andiamo avanti. Sampdoria 5. Incredibile! Cappottone della Samp! Sampdoria 5! Sono un luminare. Verona 0, sono un luminare. Non avevi detto, dicevi che vinceva, non dicevi 5. Ho detto che era arrabbiatissimo. Non ti eri spinto così. Loris, ho detto che era arrabbiato, proprio arrabbiatissimo. Molto arrabbiato. Mihailovic. Incredibile, eh? Quindi 5-0 Sampdoria Verona. Non oso immaginare cosa succede a Verona quando rientra Mandorlini con 5. Mihailovic aveva detto o corrono o. Sappiamo anche il marcatore? Palombo, quindi cominciano a segnare anche i difensori. Praticamente segnano un po' tutti oggi a Sampdoria cominciano a segnare. A Sampdoria. Perché ricordiamo che la Sampdoria è la squadra di Sampdoria. Di Sampdoria. È come l'Atalanta. Allora, che gioca ad Atalanta. Bambini. Abbiamo fatto il giochetto 2 domeniche fa. Sì,
Che deriva da Squadra Doria. Sì, Andrea Doria e poi da... E da San Pier d'Arena, che sono Ma due la quartieri città- di... La città in cui entrambi i quartieri. Oddio. Dove è nato Cristoforo Colombo? Ci sono due squadre lì che sono i L'acquario, che ne so. Do dei suggerimenti. A ovest. Un grande porto. Monfalcone. No, Ovest, ho detto ovest. Genova. Genova. Va bene. Allora, Non avevo capito. io Bene. devo ancora dire la serie D. Aggiorniamo questa serie. Vediamo se riesco. Fersi nel pertinese la Ma è sfenadora. maledetto così lui. Non ci posso fare niente ormai. L'andrologo secondo me serve a lui, non a Sara. Allora, andiamo a vedere la serie D. Fersi nel pertinese la Fenadora 2-2. Fincantieri Monfalcone Sacilese 2-3. Giorgione Vittorio Falmeghe 0-1. Triestina Mezzocorona 1-0. Tristino Valdagno Montebelluna 1-0 ed infine San Vitese Dro 0-1. Questa è la Serie D mentre si stanno giocando i minuti di recupero. Parliamo adesso un po' anche di musica perché Li abbiamo invitati apposta. Sappiete, non sapete, perché sappiete è una via di mezzo tra sapete o sappiate. Abbiamo un logopedista. Ecco, questo sì, questo sì, Stefano, questo, un logopedista potrebbe essere buono, Potrebbe essere. anche un pediatra. Non sei Anche un logopediatra. Di testa purtroppo sì. Ah, sì. Un logopediatra. Un logopediatra. Una nuova figura professionale. O un logopodologo anche. Andiamo avanti. Allora, Parliamo di musica, dai. Due domeniche fa abbiamo cominciato a dedicare anche uno spazio alla musica in queste ultime domeniche in cui siamo in diretta, anche perché ad Azzano Decimo è in corso, è cominciato un contest molto importante che si tiene da 3 anni a questa parte, un contest nel quale tutte le band possono iscriversi, venire a suonare, a farsi vedere anche su Telepordenone e su Energy Television, in quanto questo ogni giovedì sera viene ripreso dalle telecamere appunto di Telepordenone per poi fare un sunto, grazie a Vittorio che è dietro la telecamera, di 20 minuti che va in onda su Telepordenone ogni lunedì sera dopo la seconda edizione del TG, più o meno verso... No, niente, peccato, scusate, nel frattempo era di Natale che vuole un calcio d'angolo. Classificazione di Natale spostato sulla sinistra, ha cercato di fare il tiro a giro, non gli è riuscito, dice che c'è stata una deviazione, vediamo se c'è una deviazione, c'era una deviazione grandiosa, ma nonostante siano 5 in campo di arbitri, nessuno vede. Benissimo. Dicevo, tornando ad Azzano Decimo, Barocco on the Rock 2014, Barocco on the Rock TV va in onda ogni lunedì sera su Telepordenone dopo la seconda edizione del TG, ovvero sia più o meno a mezzanotte e mezza, 1:15, e invece il martedì e mercoledì in vari orari su Energy Television, che è il canale 214, ma la potete già vedere andando sulla pagina del Bar Barocco, in quanto viene pubblicato ogni domenica, in anteprima appunto, sulla pagina su Facebook sul Bar Barocco, e c'è un collegamento su YouTube e c'è la puntata integrale. Oppure si può andare a vederlo live. Sì, già lì. Però c'è gente che vuole vedere in televisione, perché in televisione comunque dà molta visibilità. Tra i giudici, anzi il numero 1 dei giudici, è quella personcina lì con gli occhiali, Andrea Cia, che è... Tutti e due hanno gli occhiali. Sì, anche quando sono arrivati. No, è vero. Ho anche fatto il gesto. Aspetta Giovanni, quando voi due siete entrati dalla porta, Ho gli gli occhiali. ho detto qual è Andrea e qual è Loris. Ah, allora Andrea è quello con gli occhiali. Ah, beh, grazie. Grazie Giovanni, adesso ne so di più. Sappiatelo. Posso andare avanti? No, puoi anche andare via. Sappiatelo. Allora. Quindi Andrea Cia non è un caso che sia stato scelto da 3 anni a sta parte come presidente di giuria, in quanto Andrea è da una vita che fa il musicista, ovvero sia lui ovviamente per vivere fa anche un altro lavoro, ma in realtà la sua passione, dove ci mette tutto di suo, i soldi, il tempo, le incazzature di sua moglie, tutto, anche perché ha obbligato il figlio a suonare la batteria. No, sto scherzando ovviamente. e la musica è la tua vera passione. La musica è la tua vera passione. Allora Andrea, da quando comincia questa idea, non tanto della passione della musica, che da quando si nasce, ma di fare il musicista, di mettersi in gioco, soprattutto tu non è che hai un gruppo che fa cover e basta, tu fai i tuoi dischi, dopo vedremo anche un paio di video di tue canzoni, nel frattempo ti in avanti ancora niente, c'è sempre una gran confusione in mezzo al centro dell'area del Sassuolo, e adesso riesci a liberare in qualche maniera, anzi partono in contropiede, brutto fallo a centrocampo, questo è da giallo dritto, vediamo, anche perché è andato col gomito su Cannavaro.
Infatti giallo a pinze. Zazza era quello comunque. Era Zazza. Sono vecchi uguali, però sembrano, anche se a metà di differenza. Lo stesso taglio. Lo stesso taglio. Guarda che bruttissimo. Questo qua forse era anche da rosso, sto fallo qua, perché questo è antisportivo al massimo, vedi? Sì, non guarda proprio la palla, gli mette il gomito sul mento. Brutta è questa cosa di Pinzi. Un giocatore di 33 anni che fa queste cadute di stile, secondo me, non è un grande esempio per i ragazzi. Torniamo ad Andrea Cia. Sì. Dunque, quando nasce questa idea non solamente di suonare, ma proprio di comporre la tua musica, di cantare la tua musica, soprattutto di investire tempo, soldi, eccetera, con anche grossissimi personaggi della musica, vedi Smaniotto, vedi Max Gelsi, tutta gente che ha suonato con Elisa, giusto per gradire. Sì, ma diciamo in realtà il tutto in maniera continuativa è iniziato nel 2007. Ho avuto la possibilità appunto di crearmi uno spazio come cantautore, solista e di avere a disposizione una band con la quale suono nei locali, e attualmente ho cominciato a collaborare anche, come tu hai già citato, con Max Gelsi, Silvia e Manuel Smaniotto, che sono delle persone che ovviamente con la musica è il loro mestiere, ci vivono. Certo. In particolare ricordiamo Max, che oltre ad Elisa, insomma, bassista di Vasco Rossi anche. Sì, ce n'è un'infinità di artisti, Tiziano Ferro, eccetera eccetera. E proprio con lui sto producendo il mio prossimo disco, che uscirà per metà giugno, verrà presentato il 20 giugno in Piazza Libertà ad Azzano Decimo, e attualmente è uscito da poco un nuovo singolo che si intitola Come Fuoco, di cui purtroppo non c'è ancora il video. No, perché lo stiamo producendo. Esatto. In questi giorni lo stiamo producendo per la regia di Al Bruni. E nel disco, non a caso è qui oggi, come ospite ci sarà anche Loris Brighi, pensavo passasse via il 13° qua. Sono della partita io. Ha saputo che avevate Sky e ho approfittato. Che duetterà in un brano nel disco, insomma, con piacere. Ci siamo conosciuti poco tempo fa proprio grazie alla musica, e insomma mi ha fatto piacere invitarlo, ecco. Io so che per quanto riguarda te, Andrea, sì, è bello fare dischi, ma tu adori le situazioni dal vivo. Sì. Tu cerchi sempre di suonare un sacco di date ogni anno, ecco. Noi abbiamo tirato fuori, se dalla regia mi fanno vedere il video live di Andrea Cia, ovvero sia ho qualcosa da dire, sono ancora qui. Che è mi sembra che sia di 2 anni fa questo video, del 2012, mi sembra. Se è quello che credo, eccolo. Questa è Noi non sentiamo l'audio, ma in televisione lo sentono, dico sempre agli ospiti. E questo è bellissimo, perché qua eri al Palazzetto di Azzano, mi sembra. Al Palazzetto dello Sport di Azzano Decimo per presentare il penultimo disco, dal titolo Qualcosa da dire. E come vedete c'è questa situazione in un palazzetto, una bellissima serata perché gli spalti erano pieni, si parla di 300-350 persone. E come vedete in fondo lì c'è Silvia Smaniotto, la vedete in alto, ai cori. mentre passa quella persona davanti alla telecamera, ma c'è sempre, ovviamente telecamere c'è sempre, telecamere amatoriali chiaramente. Nel frattempo, ovvio. Grande parata del portiere del Sassuolo. Scusa, ogni tanto parliamo di calcio, adesso calcio d'angolo dell'Udinese, colpo di testa di Udinese, parata del portiere del Sassuolo. Pegolo. Ecco, come vedete, bella questa cosa di Andrea in TV nel frattempo. Perché? Perché c'è anche una coreografia alle spalle. Sì, sono le ragazze di Expression Time di Cinzia Piscopo, che colgo l'occasione per salutare e ringraziare, con le quali ogni tanto collaboro per creare un qualcosa di nuovo all'interno dello spettacolo. Certo. Fa sempre piacere, poi sono tutte belle ragazze che non guasta e ballano molto bene. E anche quest'anno stiamo cercando di mettere su, ma non posso svelare niente, per il 20 di giugno un qualcosa di ancora diverso, ancora di più, faremo di più. Beh, si cerca sempre di migliorare. Sì. Io so che una mano particolare quest'anno te la dà l'amministrazione comunale proprio di Azzano Decimo, la piazza, il palco, l'energia elettrica, non paghi la tosa. Beh, abbiamo un amministratore, non pagare la tosa per tanta roba. Ringrazio appunto l'associazione commercianti nella persona di Paolo Miotto ad Azzano Decimo, che mi dà questa possibilità, mi ha dato questo spazio per quella serata. Per me è molto molto importante, perché si fa sempre fatica a organizzare da soli le cose, ovviamente c'è sempre bisogno di qualcuno che ti dia una mano. Certo.
e quindi non ci puoi svelare, cioè stai comunque organizzando qualcosa che non sia solamente un live, ma che sia anche... Esatto, non svelo altro perché sarà uno spettacolo diverso, sicuramente uno di quelli migliori e più impegnativi che ho fatto finora. Scusami, questo è rigore, vediamo se lo danno. No, mi sembra che l'abbia dato. L'ha dato? Vediamo. Sempre Pinzi mi sembra, tra parentesi. Sempre su quel dischetto. L'avevate detto. Adesso vediamo, prima vediamo, scusa Andrea. Prego. Qua può veramente cambiare la partita a Udine. Sì, mi sa che l'ha fischiato perché è il 30° replay che stanno dando. Incredibile, hanno più telecamere che giocatori. L'altra ancora ripresa. Vedete, sì, è proprio Pinzi. Sì. Che lo sposta un po'. Aveva già fatto un brutto fallo a centrocampo prima di cui avevamo parlato. E infatti è rigore, di rigore sullo stesso dischetto che Di Natale ha messo posto. Adesso quindi sbagliato. Di Natale ha messo posto. Floccari che ha preso il posto di Flores. Ecco, chi? Floccari ce la Floccara, mi sa. Vediamo, speriamo di no. Floccari contro Scuffet. Palo, non può tirare più Floccari. Infatti è fischiato. E infatti ha fischiato l'arbitro giustamente, perché sul palo, ricordiamo. Palo, è sfigato che quel dischetto. No, aspetta, lo fa ribattere? Aspetta, lo fa ribattere. Attenzione. C'erano troppi uomini. Perché sono entrati tutti in area di rigore, credo. Infatti, c'era la folla in area. Tutti del Sassuolo però, cioè. No, c'erano anche purtroppo dell'Udinese. Dopo. Palo pieno? Però mi sa che qua lo fanno... C'era anche Pegolo in area. Sì, c'era anche Pegolo. No, non lo fa ribattere. Scampata. Pericolo. Sai cosa? L'arbitro aveva fischiato punizione a favore dell'Udinese, probabilmente sì, perché ha toccato la palla a Floccari dopo il palo. Ha toccato la palla. Dopo il palo. Quindi, nonostante Di Natale avesse messo a posto il dischetto per Floccari, no? Floccari l'ha tirata sul palo. Niente, vuol dire che l'ha non è il tirata dischetto. meglio Di Natale. Secondo me il dischetto No, l'ha tirata meglio Floccari perché beccare il palo non è facile. Chi gioca a calcio sa che beccare un palo non è per niente facile. Per il nostro gioco, quindi 1-2 rimane 1-1. Sì. 1-1, sì. Non è cambiato nulla. Bene, Gemma. Sì, volevo dirti che a Tolmezzo il risultato è cambiato per quanto riguarda l'eccellenza. Tolmezzo Carni e Cerlin Smuzzane 0-3, mentre è finita la partita dove c'era il nostro Alberto Commisso, quindi San Vitese draw, e lo abbiamo al telefono. E allora, come va Albertone? Sì ragazzi, me vado qua, veramente devo stare anche attento a non prenderle, perché io ogni volta che vengo qui a San Vito porto sfiga e perde sempre, quindi la prossima volta, hai capito, dovrò stare attento. Malato e bastonato anche. Malato e bastonato, come tipo sedotto e abbandonato, uguale, esatto. Anche, guarda, hai capito. Qui la prossima volta è meglio che Giovanni mi fornisca, oltre all'accredito stampa, anche una bella, hai capito, una bella corazza con un bel elmetto per stare attento. Allora, che ormai mi stanno... La prossima volta ti mando un bodyguard, ti mandiamo la Pamela, vediamo se dopo ti assalgono. Però mi sa che devo fare io da bodyguard a lei, perché qua ragazzi veramente... Bene, parlando ogni tanto anche di calcio, raccontaci allora questa San Vitese draw è andata a finire ovviamente male. Guarda, è andata a finire, è cominciata male ed è finita peggio, perché veramente è sembrata una partita da inverno nucleare, non l'ho detto solo io, ma l'hanno detto praticamente tutti. E secondo me, anche parlando con Cleo prima, qualcuno avrebbe pure... secondo me qualcuno potrebbe anche richiedere il rimborso del biglietto. È veramente stata una partita quasi vergognosa. Guarda, due squadre che si sono affrontate sia a viso aperto, ma veramente di calcio si è visto veramente poco. Si è vista una squadra, una San Vitese a volte priva di capacità, e a volte è veramente anche senza logica e senza veramente gioco. Alla fine ad averla meglio ce l'ha avuta proprio il draw, una squadra trentina, una matricola che ci ha creduto fino alla fine, ha avuto una grottissima occasione, l'ha segnata, quindi complimenti. Questa San Vitese invece è uscita a testa veramente bassa, mogia, fra i fischi appunto del pubblico. Il draw invece ha esultato, ha sollevato appunto i cosiddetti calici al cielo, anche perché insomma questa salvezza veramente, se la conquisterà quest'anno, sarà una salvezza meritata per quello che naturalmente a tratti oggi ha fatto vedere. Eloquente è stata la smorfia invece del presidente Gini, presidente della San Vitese, che oltre a una parola naturalmente che non posso appunto dire, raccontarti. Scusa, sei nella Galleria del Vento? Dimmi? Sta correndo via. Ti chiedevo se stai correndo perché ti stanno inseguendo o se sei nella Galleria del Vento. No, sono nella Galleria del Vento perché ti dico,
con la tribuna, cioè sono ancora bloccato una tribuna stampa perché sto aspettando Mr. Muzzin che esca, quindi come dicevo prima il primissimo collegamento, sono esposto agli spifferi di questo venticello che veramente non fa altro che peggiorare la mia cartella clinica. Quindi con questo ragazzi vi saluto. Perfetto. Mi raccomando Alberto, guarisci. Sentiamo, sì, speriamo, dai, mi devo riguardare questa settimana, devo fare meno vita mondana e esatto. Bravissima. E cercarmi più assistenza da parte di Pamela e compagni. Ma perché proprio da me? Vabbè, insomma, una a caso ne prendo io. Okay. Perché la P viene prima della S, Pamela Sara, e quindi la P. Lui va in ordine alfabetico. Va in ordine alfabetico, ok. Va bene, grazie Alberto. Grazie. Ciao ragazzi, Giovanni, a presto. Aggiornamento Ciao. di Serie A, ciao. No, hanno scritto sulla pagina Facebook, l'amico di Sara, Marco, ha scritto: per la Triestina ha segnato Frangu, arbitraggio scandaloso, 2 espulsi, un rigore negato e data punizione contro per simulazione e un'altra simulazione per scivolata su terreno bagnato. Cartellini gialli a gogo ed altro. Arbitro signor Moretti di Foligno, saluti Marco da Trieste. L'importante è vincere comunque, chi se ne frega degli espulsi ammoniti. Ma lui voleva essere completo. No, ma il problema è per la Triestina si pone ovviamente domenica prossima, perché domenica più probabilmente sabato la Triestina va a Marano, quindi se va via già con 2 squalificati già il Marano non ha bisogno di aiuti, se poi invece la Triestina si presenta a Marano con già 2 squalificati, più sentivamo prima dal nostro Emilio che c'erano altri problemi. Nel frattempo a Udine mi sembra che si stia trasformando più che una partita di calcio in una partita di rugby, vero? Sì, se ne stanno dando un po'. Più che anche wrestling direi, visto che Domizzi è stato colpito da Zazza col gomito, e quello lì era normalmente è un'espulsione rosso diretto perché, invece neanche ammonito mi sembra. No, mi sembra niente. Neanche ammonito, tra parentesi non è che non si notasse in quanto è dovuto uscire dal campo Domizzi proprio perché sanguinava. Finalmente Guidomini ha capito che Pinzi ne sta facendo tante e infatti lo toglie dal campo. Mi sembra un po' tardi al 15esimo, visto che abbiamo rischiato di giocare con un uomo in meno per un fallo a centrocampo, in più ha procurato il rigore che per fortuna la bendata guarda dalla parte del Friuli quest'oggi e Floccari l'ha scaraventato sul palo. Entrano Muriel al posto di Totò Di Natale, ricordiamo che mancano 10-12 minuti più recupero. E vediamo chi entra, c'è un altro giocatore che è Badu, che sta per entrare. No, è già entrato Badu, adesso entra Muriel. Ah, è già entrato Badu? Sì. Benissimo, comunque entra Badu. Questo è il gol di Natale che giustamente fanno rivedere. Comunque ancora Udine, ribadiamo il risultato 1-0. Non ho visto 33esimo del secondo tempo. Esatto, non ho visto chi è uscito. No, è entrato Badu, ma non abbiamo visto chi è uscito. Comunque è uscito Pinzi. Pinzi. È entrato ecco. Badu. Perfetto, sì, brava. È vero, Pinzi, quindi Pinzi. L'hai anche detto, tra l'altro. L'hai anche detto, è vero? Ma io non mi ricordo quello che dico in 3 secondi, quindi. Però è la mia memoria. È l'antrologo, serve. Vi interrompo perché ho interrotto qualcuno che era il chiosco, adesso non è che può stare qua tutta la vita ad aspettare noi. Salutiamo anche Bruno Sax Machine che manda dei saluti a te GP, a te Sara, a te Pamela, bravo ad Andrea Cia, ma non mi ha cagato proprio. Bene così? Vi passo Robby. E allora Roberto la buttiamo in mangiare in bere, va? Niente, si è stufato ad aspettarci? Sì. Ci ha buttato giù il telefono. È andato a mangiare bene. Si sarà stancato, dai, richiamalo Gemma. Vabbè. Recuperiamo Roberto Visini. No, per tornare un attimo all'Udinese, allora ribadiamo il risultato 1-0, quando mancano 10 minuti più recupero alla fine, è uscito Pinzi, è uscito Di Natale, quindi via la vecchia guardia, ed è entrato Badu, è entrato Muriel, quindi 2 tra virgolette giovani, sia d'età, un po' meno di esperienza, perché Muriel è da 2 anni a Udine e Badu invece mi sembra già da 4. Va bene. Sta costando l'errore dal dischetto di Assolutamente. Natale. Sì. Sta costando tantissimo. Sì, purtroppo sì, perché in questo momento il Sassuolo ha preso un po' di coraggio, sta venendo avanti, in più le squadre sono, come si dice in gergo, no? Sono allungate, anche perché stanno correndo abbastanza da tutta la partita, e le squadre prima erano molto chiuse, molto serrate, in 30 metri c'erano, invece adesso ci sono il famoso elastico, no? Le squadre che si Chi c'è Gemma? Hai recuperato Roby? Sì, l'abbiamo recuperato. Eccolo lì. Roberto, allora si sta mangiando e bevendo lo stesso da voi, lo so. Sì. Diciamo che lo spirito non è il migliore del caso, però stiamo mangiando e bevendo lo stesso. Certo. Anzi, affogheremo i dispiaceri nell'alcol. Nel cibo, nell'alcol. No, nell'alcol. Benissimo, va bene così.
Roberto, in sintesi un giudizio su questa partita. In sintesi una partita che avremmo potuto forse pareggiare, diciamo che Sacilesi sinceramente non ha rubato assolutamente niente, più qualità, noi ci abbiamo messo tutta la volontà del caso, però purtroppo le forze in campo erano dispari, ecco, mettiamola così. Sì. Come ti stavo dicendo all'inizio della partita, in campo all'inizio c'erano 12 fuori quota su 22 giocatori, quindi noi per necessità, probabilmente loro per far fare un po' di esperienza ai giovani hanno fatto questa scelta, dopo purtroppo però noi ci siamo lasciati un po' prendere anche dalla foga della partita, dopo verso la fine della partita anche qualche giocatore che si è allenato di meno in queste ultime 2 settimane, perché come vi dicevo prima abbiamo tanti infortuni, anche oggi ha giocato sia Princivalli con problemi alla schiena, sia Dimitrio con nervo sciatico, purtroppo è così. Venerdì si è fatto male Cudiccio, si è fatto male Bececco e quindi il mister ha dovuto praticamente fare delle scelte obbligate. Certo. Niente, ho sentito anche che i risultati sono definitivi almeno, sì. Che non ci hanno aiutato in nessuna maniera. Per niente, purtroppo no. Perché mi pare che il Dro abbia vinto, Esatto. mi pare che il Vittorio Palmec abbia vinto. Ha vinto. Sì. Guarda, il fondo della classifica, così lo diamo anche agli amici in diretta, poi vi daremo la classifica definitiva ovviamente. Tamai e Vittorio Falmec 29, Mezzocorona 27, Fincantieri Monfalcone, Dro 24 e Fersina Perginese 15. No, 16, scusami. Addirittura. Sì. Le dura. Scusa, perché Mezzocorona cosa ha fatto? Ha perso. Ha perso, sì. È rimasto a 27 punti, ha perso con la Triestina. Sì, 1-0. Esatto. Quindi il Vittorio Falmec ha superato in classifica Mezzocorona raggiungendo il Tamai a 29 punti. E la Sanvitese, quindi a 29 scusami c'è Sanvitese, Tamai e Vittorio Falmec. Mezzocorona 27, Fincantieri Monfalcone e Dro 24, Fersina Perginese 16. Questo è il fondo della classifica. Non avendo la differenza reti, prima dell'inizio di questo turno di Serie D, a 29 era la Sanvitese fuori dai play-out, ma io non avendo qui con me la differenza reti, non so chi è fuori dai play-out tra Vittorio Falmec, Tamai e Sanvitese, che sono tutte e tre a 29 punti. Nel frattempo l'Udinese è avanti. Ci sono ancora 7 partite, ancora qualche scontro diretto, certo. Poi memore dei risultati di ieri di Pordenone e Marano, che non potranno perdere assolutamente nessuna partita a sto punto, anzi dovrebbero vincerle tutte, sia l'una che l'altra squadra. Noi a parte dobbiamo affrontare il Marano l'ultima giornata. Sì, esatto. Quindi speriamo che i giochi siano fatti in testa. Non sarei così speranzoso. No, non sono così convinto Fossi in te, io penso che anzi arriveranno a giocarsela proprio l'ultima partita e forse non basterà l'ultima partita, perché se arrivano alla pari quest'anno, come dicevamo prima, si va allo spareggio. Quindi, addirittura. Sì. Va bene, intanto ti ringrazio Roberto e ci sentiamo domenica prossima. Grazie a voi. Grazie mille, ciao. Grazie. Ciao. Intanto Giovanni, sai che forse abbiamo, per il momento naturalmente, se l'Udinese chiudesse così la partita, avremmo una vincitrice. Perché la Manuela aveva dato l'1-0 dell'Udinese Sassuolo. Non so se c'è qualcun altro che ha giocato prima di lei. 1-0 Sassuolo. Sul cellulare, però su Facebook. No, cellulare ha giocato dopo, quindi questo allora, fa per fede il del momento tempo. Manuela... Per il momento Manuela Gamboz, quando quella mancano... sì, perché aveva indovinato i due Mancano anticipi. 6 minuti più il 6 minuti più recupero. Per il momento si porta a casa Manuela la sta squadra. portandosi a casa. Durante il collegamento Sì. ha segnato il Bologna su rigore. Però perdonami, io ti dico il nome di chi ha segnato, però è difficilissimo. Christodolopoulos. Christodolopoulos. Ecco, sarà greco. Molto italiano. Sì, di Milano Marittima. Leggermente greco? Su rigore, ovviamente. Su rigore. Di Quindi profilo. Bologna... Allora, ricapitoliamo la Serie A, quando oramai siamo agli sgoccioli, mancano 5 minuti più recupero. Bologna-Cagliari 1-0, Inter-Atalanta 1-1, Sampdoria-Verona 5-0, Udinese-Sassuolo 1-0. Ecco, e ribadiamo il fatto che l'Udinese si sta complicando la vita, ha avuto 2 azioni per andare su 2-0, è riuscita a non farlo. Gemma. Una cosa in cui riesce bene. Triestina e l'altra squadra. Grandioso! Triestina, Mezzocorona, Emilio Ripari.
Sì, buon pomeriggio. Allora, signori. senti, abbiamo perso tu 15 anni di vita oggi pomeriggio. Ma tu devi essere contento, perché di solito quando ci sono gli arbitri che fanno, insomma, non proprio arbitraggi decorosi, va sempre a finire male per la Triestina. Invece quest'oggi 2 espulsi, ammonizioni a gogo, eccetera, ma la Triestina ha vinto. Definirlo già arbitraggio può essere un concetto opinabile, quello di oggi pomeriggio. Sai che ci eravamo visti in occasione della sconfitta interna col Marano in quella serata di Bora gelida e chiaramente io ero un pochettino fazioso nei miei commenti. Oggi ho cercato di essere il più possibile obiettivo, ma veramente il Rocco, avesse potuto, sarebbe sceso per intero in campo e purtroppo, insomma, per l'incolumità dell'arbitro possiamo ben immaginare ci sarebbero stati un po' di problemi, insomma. Emilio, stai facendo le scale in salita adesso? Sì, adesso sì, sono quasi arrivato in sede, sono 4 piani. Si sente. Comunque dai, adesso prendo un attimo di fiato che sono arrivato a destinazione. Niente, partita veramente pazzesca nel primo tempo, forse meglio gli avversari, più reattivi sul pallone, più pimpanti, più concentrati, anche se le uniche 2 vere occasioni le ha avute la Triestina, con Godeas al 12° e con Burato al 41°. Nella ripresa grande equilibrio, Triestina un po' più pimpante, Triestina che ha avuto anche il merito di portarsi in avanti all'assalto dell'area avversaria, nonostante l'espulsione di Pratolino, peraltro giusta secondo me, 2 falli abbastanza ingenui, puniti entrambi con cartellino giallo. Il problema è che poi al 10° minuto la Triestina è rimasta in 9 perché è stato cacciato fuori anche Pimazzoni, per cui tutti e 2 i difensori centrali sono stati mandati anzitempo sotto la doccia dal discusso arbitro Moretti di Foligno. A onor del vero, se la prima espulsione era giusta, quella di Pimazzoni è sembrata molto esagerata e soprattutto un intervento viziato da una iniziale posizione abnorme di fuorigioco da parte di Andrea Burato, fratello del nostro Marco Burato, che poi si stava presentando a tu per tu con Del Mestre ai 18 metri, traiettorie di corsa incrociate, Burato è finito a terra e quindi rosso anche a Pimazzoni. La Triestina ha avuto 5-6 minuti di comprensibile sbandamento perché insomma in 10 era riuscita ad assaltare l'area avversaria, in 9 ha dovuto registrare un attimino la situazione, si è schierata in campo con un 4-3-1 e ha corso un pericolo colossale poco dopo essere rimasta in 9 con Clementi che ha preso il palo, scheggiato il palo esterno a tu per tu con Del Mestre, ma poi la Triestina veramente con forze sorprendenti che hanno trascinato il pubblico del Rocco a spingere i ragazzi verso quella che è un'autentica impresa in chiave salvezza, sono riusciti a mettersi 2-3 volte nelle condizioni di segnare pur con 2 uomini in meno e poi a 3 minuti dal 90° a trovare il gol importantissimo con Ilir Fangu dopo una percussione veramente spaziale di Ferrara, l'altro terzino, cross basso raso terra dal fondo e lui è arrivato con il Rocco che tratteneva il fiato ad impattare col destro che non è neanche il suo piede preferito. Zomer che aveva fatto 3 interventi micidiali tra primo e secondo tempo si è dovuto arrendere, è capitolato proprio a pochissimi istanti dal 90°, chiaramente un delirio incredibile al Rocco, soprattutto quando è arrivato il fischio finale, ma nonostante la gioia e l'incredulità per aver conquistato un successo così importante in una condizione di difficoltà così evidente, il Rocco comunque dopo l'applauso ai ragazzi ha tributato una lunga e sonora sequela di insulti all'indirizzo di Moretti. Vi dico solo che fuori dal parcheggio atleti ci sono 4 camioncini della polizia, questo la dice lunga su quanto possa essere stata veramente pessima, aberrante, agghiacciante la direzione arbitrale di Moretti. Nonostante questo, nonostante le difficoltà, la Triestina batte 1-0 in mezzo Corona e distanzia in modo non matematico ma credo ormai quasi definitivo le contendenti per la lotta ai play-out. Beh, diciamo che sono a 8 punti, Emilio, dovrebbe esserci proprio un tracollo. A meno che non ci siano catastrofi, tipo il mio Verona che sento che sta prendendo 5 bignè a Genova, insomma. Salvo cataclismi improvvisi, cose clamorose, insomma dai, dovrebbe essere fatta a questo punto. Benissimo Emilio, io ti ringrazio, non credo che la settimana prossima ci sentiamo perché sicuramente il Marano vi chiederà l'anticipo.
No, è già stato ufficializzato Ecco. 2 giorni fa, te lo dico sabato pomeriggio alle 15, Benissimo. saremo Ok, a Varano grazie. Vicentino. E quindi Speriamo magari a questo punto non ce ne vogliono i vicentini di dare un aiutino al Pordenone, perché no? Noi lo speriamo, perché insomma siamo sempre in Friuli Venezia Giulia, anche se trasmettiamo anche in Veneto. Però voglio dire, la Triestina diventerà l'ago della bilancia perché tra 2 domeniche, ovvero sia il 13 di aprile, andrà proprio a Pordenone, al Bottecchia, Esatto, a sfidare esatto. il Pordenone. Nel frattempo a Udine Esattamente. 4 minuti di recupero, grazie Emilio. Magari Ciao Emilio, se vuoi buon venire lunedì. domenica in studio con noi e invece di uscire sempre con le signorine in minigonna, sei benvenuto. Boh, se posso scegliere, sai com'è, la signorina in minigonna la privilegio, se poi ci sono anche nel tuo studio tanto meglio. Guarda che di solito Pamela e Sara sono in minigonna, oggi no. No, Pamela sì è in minigonna oggi, sì. Va bene. Accidenti, vabbè, guarderò la replica allora. Va bene. Grazie Emilio. Grazie a voi, ciao Ciao. ciao. Nel frattempo una punizione pericolosissima a Udine dai 35 no anche 40, 35. La seguiamo, Sassuolo tira sulla barriera. Veramente l'Udinese si sta rovinando la vita in questi ultimi minuti. Perché notavamo prima tutti quanti che rispetto ai portatori di palla in attacco il resto sono fermi, Sì. sono tutti fermi, non Esatto. c'è Non c'è movimento, non c'è un non c'è incontrista, niente. non c'è movimento, Occhio. niente. Muriel parla a Bruno Fernandes che viene contratto giustamente sulla palla, non è fallo questo. Gemma. Ti dico che a ISM Gradisca a Zanese si conclude il risultato 0-2, mentre abbiamo in diretta Giampaolo Sud per Chios Cras Repen. Allora Giampaolo, raccontaci com'è Eccomi andata. qua. Siamo agli svolti di questa partita, praticamente di questo scopo all'est del 90esimo. Chios che vince 1-0 grazie al gol di Francescuto al 27esimo. Un Chios praticamente trasformato rispetto alla prima parte di gara. Un Chios che è molto volitivo, molto determinato, che ha praticamente sfoderato una grande prestazione nel secondo tempo, soprattutto grazie alla caparbietà e all'impegno messo in campo. Diciamo che questo vantaggio è sicuramente meritato perché in altre 2 occasioni Francescuto non è riuscito a chiudere davanti a Calligaro 2 bei passaggi invitanti di Attà. Oggi la coppia Attà Francescuto sicuramente è stata l'arma diciamo, in più davanti per il Vittore. Adesso c'è da notare comunque che il Classe gioca in 10 per l'istituzione di Capalbo. Scusate ma per poco succedeva il gol anche per il gol per il Chios. Dicevo appunto che è un vantaggio meritato perché appunto il Chios in altre 2 occasioni non è riuscito a chiudere la partita. E poi c'è da notare un clamoroso rigore non dato dall'arbitro Pacciola su Attà a tu per tu con Calligaro, il quale subiva un clamoroso evidente fallo da parte di Arcaba e l'arbitro però non sanzionava quel rigore e faceva proseguire. Diciamo appunto siamo al 90esimo, anzi questo è adesso iniziato il recupero. Chios che vi ripeto è in vantaggio 1-0 sul Cras Repen. Bene, una bestia nera del Cras Repen di quest'anno si chiama Chios. Beh, speriamo di sì che continui pure. Grazie. Grazie Giampaolo. E allora torniamo in studio mentre a Udine si gioca oramai il 48esimo. Manca un minuto? Un minuto? Sì. Un Sì, minuto. un minuto. Il Sassuolo in attacco. Seguiamo Credo che questa. l'arbitro recupererà qualcosa in più con Con la fallo, sostituzione. l'infortunio. Eccola. Ai. La semirovesciata che però impatta, penso Danilo fosse a centro area dell'Udinese, la palla si sposta sulla sinistra, l'Udinese invece di controllarla, lancio lungo a cercare Muriel, ovviamente impossibile, visto che Muriel è da solo in mezzo a 2/3 difensori del Sassuolo. Anche qua si vede la mancanza di maturità della difesa dell'Udinese. Ha segnato l'Atalanta. Che è una squadra di Atalanta. Esatto. Cosa ti ho detto che segnava 2-1 l'Atalanta con l'Inter? Adesso fatti dire che segna. Hai un pendolino? Cosa avevi detto? Chi aveva detto che Dennis avevo detto. Dennis? Vediamo. Buonaventura. Doppietta di Bonaventura. Però, Perché ti ricordi che c'era il signor Bonaventura? Sì. Lo ricordi? Sì. No, forse non eri neanche nata tu Forse- che c'eri. Ecco, ultima prestazione del Sassuolo in questo momento, calcio d'angolo dalla sinistra, palla in mezzo, confusione. Sono palla già scaduti all'Udinese. 4 minuti di recupero, ma l'arbitro fa giocare. E giustamente l'ennesima dimostrazione della mancanza di lucidità dell'Udinese, Muriel si porta da solo la palla sull'out. Ecco. Vediamo se l'arbitro fa battere questa rimessa laterale, se fa finire l'azione. Siamo già oltre i 4 minuti di recupero, la palla viene recuperata dall'Udinese, dribbling impossibile, cercato da la palla viene di nuovo recuperata dall'Udinese, lancio lungo verso nessuno,
E fischierà. Prende il Sassuolo, altro lancio lungo verso il centro dell'area dell'Udinese, colpo di testa di un difensore dell'Udinese, il Sassuolo ribatte, ancora un colpo di testa dell'Udinese, palla sulla tre quarti, lancio in area del Sassuolo, colpo di testa centro area di Floccari, palla alta sulla traversa, credo che questa possa essere anche l'ultima azione. Sì. L'arbitro dovrebbe fischiare perché siamo a 5 minuti di recupero, cioè siamo oltre l'1 minuto dei 4 minuti già dati. Ecco, questa è l'ultima azione pericolosa, la semi-rovesciata, che è stato, non so chi, Widmer? No, è Allan che sul petto. Ma quello è Danilo. Danilo, avevo detto bene prima. Finita la partita, dunque Udinese 1, Sassuolo 0 e allora abbiamo la vincitrice della asciugatrice, c'è anche la rima. La vincitrice Pensate, dell'asciugatrice, una ragazza Manuela. vince l'asciugatrice Manuela Gamboz, complimenti. Complimenti e Vince buon l'asciugatrice. divertimento. Buon divertimento ad asciugare la roba. Beh, complimenti. è un bel vantaggio. È un bel divertimento. Magari adesso non d'estate, però... Allora, prima di dare tutto il riassunto di tutto, parliamo anche con Loris Brighi, che fa il cantante. Abbiamo anche un video di Loris. Lo vediamo? Ma perché rovinarti la carriera andando a cantare con Andrea Cia? Questa è la domanda che sorge spontanea. Devi farla a lui perché sei andato a rovinare a chiedere a me. Vabbè, è una cosa reciproca. No, per me è stato veramente un grandissimo onore partecipare a questo disco, perché soprattutto anche per la canzone, che è molto importante. Io so che Andrea la sente in maniera particolare. La canzone si intitola Diversamente. Diversamente. Ho studiato. Ho studiato. Ho studiato. No, se parliamo, andiamo avanti. Penso se non sapevo il titolo, altro che va bene. No, è stato un onore. Io l'ho conosciuto poco meno di un anno fa. Se ci mandate già con Loris poco meno di un anno Brighi, fa, sempre tramite conoscenze in comune, quindi Silvia Smagnotto, Max Gelsi, e ho apprezzato subito il lato umano di Andrea, è una persona veramente splendida, e mi sono subito integrato in una maniera favolosa, e questo coinvolgimento nel suo disco mi fa un enorme piacere, perché tanto collaborare con personaggi come Max Gelsi, io non ho mai collaborato con lui, ed per me è comunque un onore, perché Max Gelsi è veramente una macchina, è un grande. E poi con amici del calibro di Silvia Smagnotto e Manu Smagnotto, che abbiamo già fatto qualcosa insieme, è veramente un piacere. Sono contentissimo e ringrazio Andrea Cia per questa opportunità. Bene, ma oltre a questo, nella tua, tra virgolette, carriera musicale, cosa prevede in questo momento? Avete preso delle foto? No, è il video fatto così, questo è un video. Non l'ho fatto io, l'ha fatto una tua fan. No, questa è la canzone, è la mia ragazza. Ecco, ancora meglio, Irene è già. Questa è già, non l'ho fatto io, quindi vai a casa. Perché hai preso il jazz? Perché mi piace, è una canzone di Vasco, scusa, che discorsi. Poi la canti molto bene, gli amici a casa la stanno sentendo. Che bene. Avresti scelto diversamente. Non sono un fan sfegatato di Vasco, però questa canzone l'ho fatta su richiesta di un'amica di Savignano, che mi ha chiesto di fare questa canzone. Ecco, l'ho fatta volentieri, insomma, ma non è una mia prerogativa. Però le foto sono proprio delle antipodi. Diciamo che sono foto che ho fatto con il mio gruppo storico, che sono gli A Norma di Legge, dove facciamo un tributo ai Nomadi. Certo. Siamo da 7 anni che siamo insieme, io faccio musica da circa 20 anni e con loro è stato un bel percorso di 7 anni, dove sono le prime foto quando usavo occhiali e cappellini. Poi mi hanno bastonato tutti e mi hanno detto no, toglili, e quindi questa è la mia versione attuale. Ecco, quindi vedi che nel video Irene ha messo tutto nel video. Tutto. Quindi lei è la mia fotografa ufficiale, ha tipo 7 milioni di foto su Facebook che me le fa tutte lei. Senti Loris, allora, a norma di legge, quindi a parte la collaborazione con Andrea, questo gruppo che è famoso appunto come Tributo ai Nomadi, se vuoi dirci anche le prossime date dove la gente può venire a vederti. Da Andrea sappiamo che lo vediamo ad Alzano. La prossima data, la più vicina è l'11 aprile, siamo vicino a Spilimbergo, a Istrago, una festa di primavera di un locale, si chiama Gli Amici. E suoniamo lì. Poi ho anche un altro tributo comunque a Max Pezzali, che sta andando bene, da poco meno di un anno siamo insieme, che si chiama A Tutto Max. A Tutto Max, esatto. Avete date prossimamente? Abbiamo date prossimamente, 19 aprile siamo a Dolce Vita di Manzano, quindi comunque qua nelle vicinanze, certo. E poi insomma quelle più vicine. Poi io faccio anche qualcosa di mio, tipo piano bar, serate così, feste private. E lì hai date da comunicarci? Spogliarelli. Aspetta, maschili o femminili?
femminili. Vabbè, lo fa lui se lo dice No, Squagliarelli. lui canta, immagino. Lui canta e Mentre fa lo qualcuno si strip. Vabbè. Lui è uno strip singer. L'altro nuovo No, ma bisogna inventarsi sempre il mestiere. Perché tu sai, prima si chiamava a cantare ai matrimoni, adesso anche ai divorzi. Assolutamente. No, è vero. Cioè, io ho letto hanno questa fatto i notizia su vestiti internet, delle sì. seconde nozze. La Pamela ha indossato un vestito delle seconde nozze. Sì. Vedi? E si usa a fare la festa di divorzio. Esatto. Sì, sì, no, ho visto delle immagini di una foto di una torta col cuore spezzato, Sì, diviso in due, e festeggiavano perché erano proprio contenti. Vabbè, come io che... No, tra di loro erano proprio d'accordo, cioè basta da oggi Ma poi più. ma nella torta cosa c'era scritto? Da quanto aspettavo questo momento? Dal primo Ci giorno di fermiamo perché matrimonio. abbiamo il collegamento allo stadio Friuli, prego. C'è Di Bertoldi in linea. Sei andata di lusso, eh? Ma sì, devo dire di sì, comunque vedere l'Udinese in apprensione negli ultimi minuti contro un Sassuolo che naturalmente è squadra debole, una squadra che ha tutti i limiti che conosciamo, insomma dispiace un pochino. Comunque quello che contarono i 3 punti, a questo punto con 34 io credo che giovedì a Milano si possa giocare in maniera piuttosto distesa, piuttosto tranquilla, anche se devo dire che l'Udinese le migliori prestazioni le ha offerte sempre contro le squadre blasonate. Soffre molto le squadre di contenimento, le squadre corte, le squadre che difendono con 10 undicesimi dietro la palla, mentre quando giocano con squadre che impongono il loro gioco, che cercano naturalmente i 3 punti, lasciano spazi, come abbiamo sempre detto, l'Udinese riesce a offrire il meglio. Auguriamoci che capiti questo anche giovedì, insomma. Ecco, una cosa velocissima, Eddie, che siamo in chiusura. Sono rimasto stupito dalla mancanza di lucidità ed intelligenza di Pinzi, che invece è la bandiera dell'Udinese. Fallacia a centrocampo e procurato rigore. Ma sì, sul rigore onestamente non abbiamo capito bene che cosa sia accaduto, almeno dalle immagini così reali, no? Anche in tribuna stampa siamo rimasti un po' sorpresi, tant'è che anche Sassuolo, se hai notato, se ne stava andando verso il centrocampo, ma evidentemente Peruzzo ha vinto lo... Sì, l'altro fallo invece è stato un fallo tattico sicuramente, ma un po' troppo evidente. Quindi, bravo. Chiaramente insomma si devono evitare queste cose, però devo dire che era iniziato con Zazà che aveva tentato di colpirlo, quindi andavano uniti tutti e due e fallo in favore del Sassuolo. Questa almeno è la mia interpretazione. Poi sai, sono dettagli che non contano, quello che conta, ripeto ancora una volta, 3 punti, sono sì. 3 punti che alla fine insomma dovrebbero portare un pochino di tranquillità in questa squadra che ne ha veramente poca. Benissimo, grazie Eddie, buona domenica naturalmente, con 3 punti in più e con, diciamo, Un po' di tranquillità in più leggerezza sullo stomaco, visto che la classifica si mette bene. Grazie Eddie Bertoldi dallo stadio Friuli. Sei senza voce? Sì, e allora sempre il logopedista. siamo sempre logopedista, andrò anche un motorino magari. dall'amico Stefano. Allora andiamo subito al riepilogo della Serie A, le partite sono finite? Sì, tutte. Sì. Bologna-Cagliari 1-0, Inter-Atalanta 1-2, Sampdoria-Verona 5-0, Udinese-Sassuolo 1-0. Questa era la Serie A, invece per quanto riguarda la Serie D, Fersina Perginese la Fenadora 2-2, Fincantieri Monfalcone Sacilese 2-3, Giorgione Vittorio Falmec 0-1, Triestina Mezzocorona 1-0, Trissino Valdagno Montebelluna 1-0, San Vitese 0-1 per la classifica della Serie D che vede il Marano 71 punti, il Pordenone 70, la Sacilese 55, Belluna 49, Lesta 41, San Paolo Padova 40, Montebelluna a 39 insieme alla Fenadora, Triestina e Trissino Valdagno a 37, Giorgione a 30 punti, scusatemi, San Vitese, Tamai e Vittorio Falmec a 29, Mezzocorona a 27, Fincantieri Monfalcone raggiunto dal Drò a 24, Fersina Perginese a 16, finali dell'eccellenza, Dai che Chios Rasrepen 1-0, Fontanafeda Tricesimo 2-1, ISM Gradisca Azzanese 0-2, Lumignacco Rivignano 1-1, a Tolmezzo Ciarlis Muzzane e Tolmezzo Carnia 4-0 e San Daniele Gemonese 1-0. Per tutti i risultati dalla Serie A alla terza categoria, naturalmente questa sera Sport Nord-Est con gli amici Perosa e Dalle Loretti 19. a partire dalle 19. Noi ci tagliano la testa come ogni domenica. La testa, Giovanni non ha più fiato, quindi Basta. vi auguriamo una buona serata, uno splendido inizio di settimana. Grazie a tutti gli ospiti. Grazie a Pamela, grazie in regia, Grazie alla grazie regia. Vittorio e un bacione. Grazie a te. Grazie a voi, grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima, non alle 14, ma alle 14:30, perché c'è il cambio dell'ora. C'è il Quindi cambio dell'ora. si Meno male che me comincia l'hanno detto, un po' più sennò presto. io. Esatto. Ciao a tutti, Ciao a buona tutti. settimana, ciao ciao.